Amici bellini, arrivo subito. Arrivo subito. È un'improvvisata, ma io l'avevo pensato di farlo. C'è un po' di ombra, devo risolvere. Quando è improvvisata, è improvvisata, e quando non ti aspetti delle cose, ma io la risolvo subito. Vedete? Un po' di luce da qui, la mettiamo da questa parte. Ed è un pochino meglio, ma non meglio. Vabbè, non fa niente. Abbassiamo la musica. Ok. Si gode, ragazzi. Allora, devo mandare fermi, devo mandare subito la notifica al gruppo Telegram, perché, ragazzi, voi lo sapete, quando tu ascolti la radio ufficiale, in questo momento c'è Fabio Brescia, e quando c'è Fabio Brescia non si parla di calcio. Ma io sono furbo, io mi sono messo su Radio Sportiva, e su Radio Sportiva c'era Carlo Nesti, e Carlo Nesti fa però poi dopo il precedente, non lo so, tutti tristi. La vita mettere a pecora e la vita... mettere a pecora. Devo mandare la notifica, scusatemi, la notifica al gruppo Telegram. Con calma. Siamo live, ma giusto per sfogare un pochino, e sto aspettando gli amici che... Dove siete immediatamente? Dove siete? Voglio sapere dove siete. Allora, il telefono sta impazzendo, io voglio dare soddisfazione un po' a tutti, e ringrazio il mio moderatore Gio TV, ringrazio tutti quelli che vedo l'ottimo Fabrizio Zamprotta, vedo Carmine Sant'Agata, quindi ora siamo terzi. Sì, amico mio, si aspettano come si dice, gli aggiornamenti delle classifiche, perché si sono divertiti a fare le classifiche così. Adesso tu devi togliere i 3 punti alla Juve e quindi passano a 24, devi aggiungere un punto al Napoli che passa a 24, quindi adesso siamo terzi con la Roma e con la Juve penso sia più 18, con la differenza rende di meno, più 18, complimenti, più 18 differenza reti, noi siamo a più 12, quindi siamo formalmente quarti, ma dobbiamo giocare lo scontro diretto, e la Roma è dietro, abbiamo vinto lo scontro diretto, è a più 7, il Sassuolo è a 23, quindi con molta calma, devo capire delle cose, è difficile adesso, però piano, lasciate i like, no, se non mi lasciate i like, questa like deve arrivare, questa live deve arrivare immediatamente a 500 like, non voglio sapere niente, non c'è niente, perché uno si può dimenticare, uno sta lì che se la gode, no? Così state, lo so che state così, che ve la godete. No, subito il like. Mettete subito il like, grazie Erni Osmani. Raffaele Niscio, 15 è la differenza, perché meno... bravissimo Raffaele, perché si era fatto anche la differenza reti, quindi anche quella del Napoli è sbagliata, disonesti, classifiche disoneste. Quindi la Juve è a più 15 e noi siamo a più 15. Perché anche noi non siamo a più 12, perché non c'è il meno 3. Allora, se si parla di esonerare Gattuso out, anche Pirlo out, perché abbiamo gli stessi punti e la stessa differenza reti. Ok? Like, iscrizioni al canale. Da napoletano il Napoli non ha famocco. Sì, con tutto il rispetto e la moderazione, ma Massimiliano, ma che scherziamo? Tu sei sempre stato un signore, ma senza proprio dire. Ma perché la giustizia? Ma che meraviglia, perché quando la Federcalcio si difende tra di loro, ma quando il CONI non è calcio, il CONI è lo sport, e lì è diverso, e lì è un attimo diverso. Ma affronteremo tutta una serie di discorsi, perché oggi
si può parlare di giurisprudenza sotto vari punti di vista e aspetto gli amici che vengono insomma ad aiutarci, perché io non sono un esperto, però stanno impazzendo, il mio cellulare sta impazzendo. Ciao Fabio, ciao Levitan. E niente, si gode Hamsik che diceva il Napoli in Serie C. Avvocato Hamsik non fa più video sull'Inter, speriamo anche sul Napoli, figuracce di tutti i juventini che dicevano Serie C grande. No, ma al di là di Hamsik che insiste, oramai io ragazzi il dissing non lo faccio perché di mio non credo sia una cosa carina, cioè lascia il tempo che trova il dissing, però mi sembra che siamo arrivati a livelli che non sai più cosa dire della Juve e parli solo del Napoli. Adesso si deve parlare di Lombardo, Alvino e l'hashtag controllate Massa. Giusto controllare Massa, ma di che stiamo parlando? È giusto controllare e voglio vedere che la legge viene applicata per tutti. E per quanto riguarda le bestemmie, per il quale è stato squalificato Cristante e Buffon no, perché non gli sono arrivate le prove dalla procura. Vabbè, lasciamo perdere. Quella è una cosa che a noi non ci conviene, perché Gattuso bestemmia ad ogni partita, quindi noi giocheremo senza allenatore sempre, però se quella è la regola, ben venga. Regole per tutti, chiarezza, la chiarezza bella di DJ Cisa. Allora, devo abbassare qua perché sennò non si capisce niente oggi, non si capisce niente. Quelli che rispettano le regole. Oggi sono pure diventati, sono usciti anche le parole dell'esame di gioco PlayStation, uscire, moglie, figlia, sì, fare la spesa. Ma smettiamola. Madonna, finalmente una gioia in mezzo a tutti questi infortuni, però bisogna battere, ricordiamo che sono informissimo. Bravissimo TB. Nella schifezza, perché nella schifezza loro sono comunque sempre fortunati. Perché? Perché nel frattempo hanno sistemato, Pirlo si è imparato, ha capito che deve giocare come Allegri, ha capito che devono esserci più terzini e devono essere più logiche le formazioni, e noi siamo in una emergenza totale. Quindi ce la faranno rigiocare chissà quando, ma non staremo sicuramente nella forma in cui stavamo all'epoca, dove si poteva rigiocare dopo un paio di giorni aspettando l'esito dei tamponi, visto che è notizia di ieri che la Casertana, costretta a giocare in 9 uomini da un protocollo sbagliatissimo con 3 giocatori febbricitanti, sono risultati positivi e adesso si parla di epidemia colposa per la Casertana, che è stata costretta a giocare in 9 contro 11. È uno schifo, assolutamente. Cercherò di prendervi tutti, ragazzi, però voi dovete iscrivervi al canale, perché io qua c'ho gli iscritti. L'ultimo iscritto è Ciro Carlo Fico. Dove stanno i nuovi iscritti? Lo so che 115 di voi non siete tutti iscritti. Forza, datemi soddisfazione oggi. Lo merita il Napoli, lo merita la giustizia sportiva. Attenzione, vale, occhio che la giochiamo a maggio, quindi stai sereno. Brewer, che è uno dei nostri esperti di giurisprudenza, ci dice la giochiamo a maggio. Allora ragazzi, io notizie specifiche non le ho ancora, perché dobbiamo capire, dato che volevo andare live subito, devo cercare tutte le cose. Fabio, io ho letto il tuo messaggio privato, ma purtroppo abbiamo sempre il problema, vogliamo provare con StreamYard e proviamo. Io ti voglio dare soddisfazione, però sarà una live calda e quindi vediamo un attimo di risolvere un attimo. Valerio, la Juve aveva un calciatore squalificato per Juve-Napoli, ha scontato nella partita, adesso che si fa? Deve essere squalificato di nuovo. Stai parlando di Rabiot, non può essere arruolabile. Penso sia logica la cosa. E quindi se qualcuno sa, come Brewer che ci dice, vedi chi è? Marco Montella, ecco l'ottimo Marco Montella, un sostegno, e per me sostegno a Gattuso, pensavo stessi facendo una donazione per Gattuso, per l'occhio, che non, vabbè. Vale, guarda un po', hanno emesso la sentenza a nostro favore proprio quando la Juve si sta riperdendo, guarda caso. Fabio, io cercherò di farti intervenire, però
Sto un attimo nelle chiavette con tutte le cose, ma con calma perché non c'è fretta, è presto. Gli amichetti della Lega FCC non sono infiniti. Pasquale, partita rinviata a data da destinarsi, ci aggiunge Francesco. Giustizia è fatta, spero di stare in palla a maggio, vediamo se sarà maggio, cioè, aspettiamo conferme e ringrazio Manuel per il supporto. Grazie Male, un nuovo amico, e ti ringraziano anche i moderatori. Capitan Giovi, molto bene. Ho scritto subito sul canale di Simone perché lo scemo, scusa Vale, mi devo sfogare. No, ma sfogatevi ragazzi. Io non vado a controllare perché non regalo views, io lo ringrazio per aver accettato di fare il video, perché quando uno youtuber è più grosso e accetta di fare un video di collaborazione con un youtuber piccolino come ero io all'epoca, e io devo ringraziare perché è un'opportunità per me per essere visto da più persone. Poi sono persone che sono juventini, quindi non è che vengono a iscriversi al mio canale, era semplicemente anche un fatto, è un'opportunità a livello di algoritmo, no? Che esce il tuo nome un pochino più dappertutto, ma va bene, su quello io lo ringrazio e va bene così. Però quello che ha fatto poi dopo è la sua linea editoriale, e lo so che molti di voi vi guardate più i video suoi che i miei oramai. È andato bene lui con questa collaborazione, anche se io sono piccolino. Ma veramente si gioca? Sì, e vai, dai, mi mandi il link, voglio dire due parole, sono in macchina. Amici, allora, ci provo perché gli amici bellini lo sapete, gli abbonati, quelli che supportano sempre il canale, io ci provo in questo momento. Una donazione per i gobbi poverelli, fatemi vedere perché è la prima volta che uso StreamYard e potrebbe funzionare. Devo prima, grazie Alberto, devo prima mettermi le cuffiette, altrimenti andiamo nelle chiavette sicure, però aspettatemi un attimo. Allora, si suda, si suda. Questo che film è? Si suda. Non lo volevo dire, l'ho detto. Che film è, ragazzi? Dai. Allora, cuffiette, una cosa alla volta, si può fare tutto. Solo alla morte non c'è rimedio. Solo alla morte non c'è rimedio. Che non ero preparato, capite? Non ero preparato a tutto questo. Ho fatto al volo la cosa, ho fatto la... insomma, sono un po' emozionato. Ma va bene così. Allora, la musichetta la togliamo da mezzo. Perché se no andiamo nelle chiavette. Chiudiamo qui. Chissà se il televideo ha aggiornato la classifica. Le app ancora no, quindi mo vediamo un pochino. Allora, devo prendere l'invito. Questo invito, share this link, ok, vediamo se è quello, copy. Dopodiché lo mando agli amici bellini abbonati di secondo livello che supportano sempre il canale, perché do un po' di soddisfazione a chi ha sofferto con me, a chi soffre tutta la vita. E vediamo un pochino, facciamo una prova a come viene, ragazzi, io ve lo lancio, facciamo una prova, è una cosa nuova perché la piattaforma è nuova. Napoli-Torino come la vedi, Vale? Guarda Andrea, io spero che ci ringalluzziamo, perché qualcuno ha parlato che la sconfitta contro l'Inter ha influito psicologicamente sulla partita con la Lazio. Voglio sperare che questa notizia ci dia una nuova spinta anche psicologica. Noi una risposta la dovevamo dare col Torino e speriamo che questa sia una spinta, capita, a dire ci hanno almeno ridato quello che è il nostro, cioè il punto di penalizzazione era, oltre al danno, la beffa. Però poi la rigiochiamo, perdiamo sul campo, benissimo, se perdiamo sul campo gli juventini verranno a sfotterci e ne avranno ben donde, ne avranno tutto il diritto, però almeno fateci giocare, giochiamo sul campo. Già mi immagino i video di tutti i juventini che erano convinti si gode, anche se sinceramente sono più contento per quel -1. Sì, ma infatti è quello, poi alla fine possiamo pure perdere e i 3 punti se li riprendono, ma almeno sul campo
e poi così. Amore, aiuto. Ma no, l'amore siete voi siete amici amori. Zitti Rubendini, per te siete gli intelligenti sportivi veri, ma non credo che ci siano qui, non credo che cioè, se vengono io li leggo, ovviamente, cerco di leggere tutti. Dove sta? Meglio perdere 3 punti che 4 sicuramente. Infatti Vale l'avvocato ha fatto un video vergogno al vino. Non l'ho visto il video. Volete capire che io non li guardo i suoi video perché non gli posso regalare una views quando lui fa i video contro il Napoli? Non glieli posso regalare, non funziona così, non va bene perché altrimenti è facile. Io faccio 5 video contro la Juve a settimana per avere le views dei juventini che devono venire a insultarmi. È scorretto, quindi non l'ho visto, non so lui cosa ha detto, so la storia però, e vediamo cosa ne pensa l'ottimo Luca Delise. Sì, sai. No, ma sono senza parole. Adesso ho letto i messaggi e me ne sono reso conto adesso. Guarda, io mi aspettavo il punto di penalizzazione tolto, sì, ma che addirittura intervenissero sulla partita da rigiocare, non avevo speranze sotto quel punto. Mamma mia, ragazzi, veramente incredibile. Tu guida, non ti distrarre, guida, fai le cose. No, io sto guidando. Bene. Sensazione, adesso qualcuno ci ha detto che si rigioca a maggio. Prima sensazione, secondo te? A maggio? A maggio, no? Quindi non a gennaio. Quindi non a gennaio, perché adesso è tutto intruppato. C'è la Coppa Italia, c'è la Supercoppa. La Supercoppa, giusto, vero. E a maggio... 5 maggio. C'è anche Osimhen, quindi siamo sicuri che ci sia Osimhen. Almeno, capisci? Ci saranno tutti, praticamente. Sarà una Juve sicuramente più organizzata, perché nel frattempo ha avuto un anno per studiare, ma ci va bene, non importa. Secondo me li stracciamo. Speriamo, mamma mia. E dove si gioca, l'ha già detto? Non lo so, ma penso a Torino, penso allo stadio. Vediamo chi altro c'è. Ok, mi rimuovo perché dato che sembrava che c'era un ritorno, sono sicuro che era Fabio, perché ovviamente il ritorno c'è sempre. Attenzione, chi è? Non si sa. E invece lo sapevo, grande Alberto. Io non posso censurare nessuno, c'è libertà di parola in America, freedom of speech, amico. Non ho detto niente. Si deve morire. Siamo sicuri che tutti quanti dobbiamo morire, pure Atamuri. Punto e basta. Qualcuno dice, Vale, sposteranno la partita di Coppa Italia, non lo so, Achille, vediamo un pochino, si giocherà a Piscinola, non lo so. Sergio Narcisi, ma io sono juventino iscritto al tuo canale per capire di calcio, non ho niente con i napoletani, sempre forse il calcio. Sergio, io ho letto oggi, dato che tu mi hai fatto il commento sulla questione Lombardo al vino, che io grazie al tuo commento mi sono andato, perché non l'avevo seguita questa storia, io stavo aspettando il ricorso, ho rivisto tra i tuoi commenti che dicevi però se poi il ricorso non viene come si dice, accettato, tu devi fare il caffè, fai una macchinetta da 20 e la offri a tutti i juventini. Io la offro lo stesso una macchinetta di caffè ai juventini, però tu devi venire a chiedere scusa, perché l'hai detto tu che venivi a chiedere scusa se il ricorso veniva accolto, ed è così. Ma voi avete sentito l'audio della conferenza? No. L'audio che è uscito dalla conferenza? Quella di Lombardo e Dalvino, sì. Ma qual è il problema degli juventini? Non capisco. Luca, non capisco qual è la polemica. Oltretutto è una cosa normale che tra un giornalista che fa parte del Calcio Napoli, perché è quello più vicino al Calcio Napoli, se lui vuole far partire, se Lombardo gliel'ha detto, ma stiamo parlando di roba illegale, stiamo parlando di un hashtag. Ma poi lui è il capo della comunicazione, quindi può fare cosa vuole, a meno che non sia illegale, ma non è illegale, quindi cosa non voglia? Credo sia illegale, ma no. Controllare massa è una cosa giustissima.
non c'è Tornare basta a livello di tifosi si parlava, no? Certo. Non era una richiesta per la Lega o per cose. I tifosi guardassero Massa e alla prossima volta che manda qualcuno a cagare avesse lo stesso metro. Giusto così, certo, assolutamente sì. Matti, ma non era già fatto sto ricorso? Vabbè, da romanista rosico un po', ma non c'è anche, Matti, il ricorso vostro? Io non so se pure voi state lottando ancora per il punto di penalizzazione contro il Verona. No, l'avevano già respinto. L'avevano respinto? E non si può più fare niente. E faccio un altro tentativo per far entrare Fabio, perché lo vedo, se c'è il ritorno lo sai già. Bello! Chi lo zatta Juventino, chi lo zatta Juventino. Perfetto, con l'audio perfetto. No, piano che YouTube ci blocca, piano. No, vabbè, era un poco poco. Solo la quindi stasera la Juve perde perché sono tutti attapirati. Come mi sentite? Come mi sentite? Perché oggi c'è la Juve. E stasera perdono. E la Fiorentina vince, ve lo dico io. Ti immagini? Saranno tutti attapirati. Una roba incredibile. Baciatelo. Da Fabio, Però dimmi. Io il mio dubbio amletico già l'ho risolto, vale? Che questa sarà la stessa partita di Pechina. Tu dici, vabbè, ma lì occhi aperti. Ma proprio senza pensiero proprio. Fabio, con tutto il rispetto, la deve essere pure un'altra volta la stessa partita di Pechino, ma perlomeno è stato confermato che il Napoli si è comportato in maniera corretta. I pagliacci non siamo noi. Bravissimo. Ma poi la cosa bella è che c'è il punto in più di penalizzazione dell'28. Ma che paura che Comunque ragazzi, ha ragione Alberto, perché se ci avessero tolto solamente il punto di penalizzazione avrebbero insistito sul fatto della slealtà, comunque avevamo paura. Invece così, annullando anche la cosa, poi perdiamo 3-0 sul campo, ma non voglio essere chiamato sleale. Bravo, era quello il punto. Ma poi da chi sleale? Chiamato da chi? Mi hanno fatto male. Che hai fatto, Fabio? Ma c'era un morso quando ci sono la sentenza, fa mocca. Mariano De Maio dice: Vale, se arrivano fino in fondo sia in Europa che in Coppa Italia si gioca a maggio. Sì, a maggio lo so, io anche lo so, dovrebbe essere il 12 maggio, ma Roma indosso con un nome mio. Il mio onomastico. Va bene. Allora, mi raccomando, portate a casa la Supercoppa. Ciao Nino, hai aggiunto un secondo nome. Vale con quest'altro programma, è tutto a posto. Bene. Ma infatti io te lo dissi già, è stupendo. Me la papera non mi piace, però non fa niente, ci arrangiamo. Se qualcuno si iscrive al canale e mettono i like, io compro lo StreamYard. L'ho messo il like. L'ho sbloccato, tu l'hai messo, lo so. Godo, Cesare Vernazza o Grossa Lamaz, benissimo. Godo, almeno così il campionato non sarà affassato. Intanto tornate a -6 gobbi. C'è da dire però che voi napoletani, Fabio, fammi parlare, fammi finire, che voi napoletani non vi state comportando bene, a cominciare da Inter Napoli. Cesare, non c'è proprio niente da non comportarci bene. Inter Napoli l'abbiamo analizzata, non meritavamo di perdere. L'unica partita su cui noi siamo incazzati è con la Lazio, dove non abbiamo giocato bene. Eppure con il Sassuolo, se permette, perché sì, però comunque lì abbiamo attaccato. Ma sai io sai cosa? Non so se hai letto il mio commento al video. Allora, se noi dobbiamo andare a Roma a giocare senza 5 giocatori, cioè io nel frattempo inizio a mettermi il pullman davanti alla porta, almeno mi porto parecchio. Ho capito, sì. Poi eventualmente facciamo qualcosa avanti, ben venga. Serviva la mentalità della Coppa Italia. Per preciso. Esattamente, sono d'accordo. Doveva cambiare interpreti. Koulibaly fuori, sì. Doveva mettere Dem, doveva fare totalmente una cosa. Sì, sono d'accordissimo con te, d'accordo al 100%. Fabian Ruiz, veramente, io non lo so. Ma mo gioca col Torino, gioca Dem, Bagaglio con Fabian e Zielinski va in banchina. Io pure pensavo Dem e Fabian, sai?
No, Bakayoko. Non sono sicuro su Bakayoko. Io credo Dem, Fabian e... No, secondo me Fabio non lo fa giocare. Ma Fabio è confermato che lo fa giocare, no? No, confermato no. Intuizione. Secondo me non gioca. Speriamo di no. Secondo me però quello che io so io è che dovrebbe giocare lui al posto di Zielinski. Ok. Comunque ha dell'incredibile come soltanto con questo punto in più e il -3 si stravolge la classifica in favore. Certo. Questo ti fa capire come era completamente falsata la classifica e noi ci eravamo abituati perché non c'erano asterischi, non c'era niente. E invece no. Sul campo ha ragione. Ma per forza sono 4 punti che la Juve si prende sopra di noi, sono 3 punti della vittoria più un punto di penalizzazione. Ragazzi, 4 punti non so poco, si vincono i campionati per 4 punti. Pirlo out, ma cioè l'ho detto, Pirlo out. Vale, vogliono parlare loro che hanno una società che mente sugli infortuni. Mandzukic, me lo ricordo, fa vedere l'infortunio vecchio per fare spellere a guarda, lasciamo perdere proprio. Ma domani come fate senza Luzano, Koulibaly, Mertens, Insigne o Osimhen? Allora, Insigne gioca, andiamo a occupare che Insigne gioca. Napolitano a destra, Insigne, quindi siamo a posto domani. Si conferma Petagna e si vede se giocherà Elmas o se vale, io so Llorente gioca al posto di Petagna dall'inizio. Però lui era in tribuna per lombalgia. Però la lombalgia significa un piccolo, già sappiamo, pochi i papusci. Diciamo. Su post esatto, è tutto a posto, già sta bene. Con un antinfiammatorio dovrebbe passare il dolore. Cioè i painkiller. Grazie a Mauro Maro, finalmente una buona notizia. Forza Napoli sempre, complimenti, riesce ad accumulare simpatia, competenza ed obiettività. Faccio del mio meglio sull'obiettività, certe volte il tifo prende il sopravvento, io lo dico. Ma come stasera. Con una Ramani invece niente. Ramani non c'è. Ramani in banchina Raccomani va in banchina per forza. Quindi Maksimovic Manolas. Vabbè, va in panchina. Gioca Maksimovic Manolas, Isai Gulam in difesa, con Meretta a porta. Isai c'è. Ok. Su Isai me l'aspettavo. Per l'infortunio di Lozano si sa qualcosa? Si parla di un mese? Vai Fabio. Allora, Lozano ha avuto un diciamo tipo Mertens, però Mertens ha come si chiama? Ha avuto la distorsione di secondo grado alla caviglia, invece Lozano è di primo grado, quindi è più superficiale perché è da trauma e non da un colpo ha ricevuto e non come Mertens. Si parlava di un mese di stop anche per lui, però mi hanno informato che siccome il Napoli a livello di staff medico è uno dei primi in Italia, lo vogliono riportare in campo col Cagliari. Io mi fido. Vabbè, in effetti da uno che praticamente si fa una partita e l'altra pure con una distorsione alla caviglia perché c'è un problema alle caviglie, sono molto deboli, come che le Van Basten praticamente. Una distorsione del genere, però è di primo grado, Alberto. Di primo grado, se la tratti con gli antinfiammatori, in una settimana e mezza ti passa e poi ti vai a giocare la prossima partita con le cavigliere, belle toste, e dovrebbe aiutare, ce la dovreste fare. Ragazzi, non so se vi rendete conto dello schifo, 200 persone, 145 like. Vuol dire che tra queste 200 ci sono 57 juventini che stanno in sì. È l'unica spiegazione. Non vedo l'ora di andare nelle live napoletane juventini stasera. Come mi diverto? Venite che fate algoritmo. Dove stanno gli occhiali dell'algoritmo? Questi sono gli occhiali dell'algoritmo. Ogni tanto. No, ma Peppe deve entrare. Ma ragazzi, il link sta là. Bepi, però ma non è che questo è successo perché c'è il Milan primo? No, quello l'hanno fatto perché la Juve si sta riprendendo. Perciò c'è questa tendenza, perché se era là è possibile. I milanesi sono peggio della Juve, te lo dico io. Questo me ne sto accorgendo. Di questo se noi ci eravamo dimenticati. Fabio, ma che fai? Leggi.
Prima leggo Raffaele Niscio che dice ufficiale, non ci sarà nessuna data per rigiocare causa esclusione del campionato della Juve per il caso di questo proprio sognare, ragazzi. non c'è niente da fare. Buon Natale ai Rubentini, pa faccia vostra, e l'ho letto come la soddisfazione. Guarda, io avevo fatto questo gesto qua. Si suda. Ma non mi ricordo quale film è. Aspetta, questo qua di Totò. Questo è quando chi si ferma è perduto. Quando lui sta nell'ufficio, e dice, sta con l'avvocato là e dice si suda. Non lo volevo dire, si suda. È l'ietatore, ha dato dello iettatore. Come mi diverto. Forza Roma, ma perché no? Ma anche sì, va bene, Young Gold Smoker, accettiamo tutto oggi. Siete tutti Van Basten però più scarso. Vabbè, qua si sta rifacendo al discorso di Alberto. Molto più scarso, ma com'è che Alberto lo vedo così sorridente? Che succede? Racconta. Ragazzi, Daniele Marconi di Juventus, ma mi piace, l'ho ammesso, quindi bravo Daniele, bravo Daniele. Onesto. Non lo togliere, perché già lo so che qualcuno lo mette e poi lo toglie, ma non fa niente. Occhio a Belotti. Quello che volevo dire, se giochiamo come l'ultima partita col Toro perdiamo, sicuro, perché loro fanno i gol e poi non li recuperiamo. Certo. Cosimo Chessa, un nome che ricordo. Adesso vediamo cosa fanno per la richiesta del vostro ufficio stampa dal vino di ritwittare contro l'arbitro Massa, ma sicuramente non faranno niente perché le lacrime vincono sempre. Caro Cosimo, io apprezzo una cosa di te. Non c'è la foto di Cosimo, come mai? Non c'è la foto, vabbè, Juventino preferisce sempre, ma lui ha una costanza, devo dire la verità, io apprezzo la costanza, commenta da sempre sul mio canale, sta più sul canale mio che su quelli dei Juventini, e va benissimo, però qua che tu cerchi di spostare l'attenzione dal caso che è chiuso, il caso è chiuso, Gianni Licheni, come si chiama? Licheri? Santi Lichieri, quelli sui muschi e i licheni. Tu vuoi spostare sul fatto di Alvino che non c'è il secco niente proprio. Allora, se tu vuoi spostare, io sposto su Suarez e faccio entrare Baby Fox. Addirittura! Ma sono felice come una Pasqua. Ecco, guarda che bello. Indovina dove sto, Vale? Tesoro, tu sei a Napoli? Bravo. Bello. Mi sono gustato un paio di litri di caffè, non ce la facevo più. Meraviglia. Anch'io ti mangi la pizza con me, te prego. Anche che cos'è, Luca? Il portachiave del Napoli. Grande Luca. A mezzogiorno mezzo chilo di spaghetti a vongole. Ci fatto come a miseria e nobiltà, mi mettevo in sacco. Guaglio, ma non vedi come stai debilitato per stare al nord? Sei debilitato per stare al nord, sei debilitato. Guardami come vi volevo far vedere l'espressione di un amico, uno juventino in diretta. Adesso gli vado a comunicare che lo prendono nel culo. Scusate, l'ho detto io, non vale. Valerio, aspetta, no, l'ha già fatto. Sicuro, l'ha già fatto. Ma non fa niente, almeno usciamo alla grande, no? Devo dire una cosa, ma tu che squadra tieni? Guaglio, va già dice una cosa a bassa voce. Ma metti che sei juventino. So, c'è la partita è stata fatta volta. Guardate come arraglio, juventino. Juventino. Va bene. Aspetta, momento. No, per nessuna squadra, per nessuna Guarda lo Juventino come ha rinnegato. Adesso per nessuna squadra ha rinnegato subito. No, per nessuna squadra, mi metto su napoletani e non fa niente. Vi devo dire una cosa a bassa voce. No, mi è arrivato un link di uno che è juventino, ha detto si deve giocare la partita, che ingiustizia. Siamo arrivati al ridicolo, immaginate un po'. Che ingiustizia. Ma Figici non si è degnata sul caso Suarez neanche di chiedere, ma voglio tutto a posto, giustamente.
Suarez no giusto decision, ho fatto tanta per imparare italiano e con mio maestro Paratici e toccarne la Juve. Questa è sono dichiarazioni ufficiali. Pero vale, puedo hablar yo con Suárez, le voy a hablar en español, así que vamos a entender todo lo que tiene que decir. Ma perché tu puoi parlare spagnolo e lui che non può parlare italiano. Appunto, lo aiuto io, ci faccio fare l'esame, casomai. Dimmi. Com'è bello vedere Fabietto che parla. Straordinario. No, Fabio, non sia mai di. No, va a morire di, anzi. No, io sono un legionario di Asso e tramite lui ti ho conosciuto, sei un grande. Da interista godo, Juve mera. Non so, la lettera ce la mettete voi, là in mezzo. Compra una vocale. Compri la vocale. Voleva dire Juve vera. No, Juve vera no. Dai. La vera Juventus, vedremo. Sei felicissimo anche io, ma attenzione che se perdiamo una gran bella figuraccia, io esulterò quando vinceremo anche in campo. E sono ancora dell'idea? In realtà no, nel senso che noi sul campo, cioè noi dovevamo solamente toglierci i paccheri da faccia. Andatevi a rivedere la mia live reaction di quando è uscita la prima sentenza. Io ho detto De Laurentiis deve andare fino in fondo, non mi interessa, anche se la cacata ci si accaniscono altri punti di penalizzazione, la Serie B. Io che cosa dissi fino in fondo, perché non posso accettare che ci dicano sleali, che ci dicano non volevate giocare. Non esiste. Vi devo far vedere una cosa. Sì. Guardate, aspettate un attimo, 2 secondi che mi fermo, guarda che bello. Ok, ti metto in primo piano. Sei proprio là fuori. Hanno spento le luci adesso. Non ci credi. Hanno spento le luci. Vede che stanno facendo il funerale. Per chi non lo sapesse, siete pazzi, Luca è proprio a Torino. Abbiamo diti Luca, accendi le 4 frecce e suona la tromba. Grande e a Luca fa bocca. Vai, Alberto. C'è una cosa quando faccio così. Devo dare una piccola risposta a qualche commento qui a fianco. Sì. Rosicate. Quando ci scrivete queste cose con l'emoticon, rosicate, vi dico io, e se voi ci volete fuori dall'Italia, noi vi diciamo che siamo noi che vogliamo stare fuori dall'Italia. Con molto piacere, ma con molto piacere. Vogliamo andare via dall'Italia. Siete voi che con la forza ci avete messo in Italia. Noi non vogliamo stare in Italia. Non ci sentiamo italiani. Bravo. Perlomeno io. Bravo. Vero. Tocca a Fabio. Io sottoscrivo quello che ha detto Alberto. Bene così. Ma Alberto proprio c'ha quel sorriso proprio come sotto i baffi, ma come mi sta facendo divertire Alberto. Ma stasera proprio, ma io ti amo stasera, Alberto. No, ma per la sentenza ovviamente. Okay. La sentenza. La classifica ancora non è stata aggiornata, gli brucia proprio il culo alla Moc, vediamo un pochino. Vale, scusami, mi sono ricordato che ti volevo dire, ma tu la puoi rieditare il video, che hai fatto, quello fatto De Laurentiis? Sì, lo posso scaricare, cioè dici il live vecchio? No, dico il video che facessi, il fatto che hai detto deve andare fino in fondo, sì. E poi a fine dici ta fa Moc, lo aggiusti? Sì, si può fare. Mi piace, voglio vedere allora. Adesso toglieranno quel -1 tra parentesi, Ti ripeti? Toglieranno quel -1 tra parentesi. Finalmente. È la prima volta che finalmente giustizia è fatta. Mi chiedo, tutti quegli opinionisti che davano la seconda sentenza precedente assolutamente impeccabili, cosa avranno da dire? Adesso diranno che abbiamo pianto e che le lacrime... Non lo so come si può giustificare questa cosa. Veramente non lo so. In ogni caso vorrei chiedere a voi napoletani, come vi pare possibile una sentenza di mezz'ora che ribalta 2 circostanziati precedenti gradi di giudizio. Cioè praticamente, Bella, tu dici che in mezz'ora non si possono ribaltare 2 stronzate scritte con i piedi che praticamente a livello di diritto non avevano nessuna logica di coerenza, perché ne hanno parlato giudici e gente meglio di me e meglio di te.
in mezz'ora, perché il CONI non entra nel merito, entra nella questione anche della forma, perché tutta la forma è sbagliata. La risposta della sua domanda è basta che va a guardare adesso la classifica e ti risponde da solo. In effetti, se la sentenza precedente è una sentenza che non sta né in cielo né in terra, è logico che ci vuole mezz'ora se tu fai una sentenza su un'idea, su un'ipotesi, su una sensazione, la sentenza cade, perché non puoi... Se tu mi dici che la Terra è piatta, io ci metto 2 minuti a far cadere la tua ipotesi, che è una stronzata. Ma sarà una Juventina o uno Juventino? È inutile che perdiamo tempo con sta gente. Ringrazio Daniele Mureddu che dice: il punto alla Roma, chi glielo ridà? Che ne pensate? Diavarà. Dici Diavarà ce la darà un punto. Diavarà è quell'altro che è stato poi assunto dal Verona dopo. Però Bepi aveva ragione. Io mi ricordo l'altra volta che Bepi disse che se noi affiancavano qualcuno a Grassani o Napoli perdeva un'altra causa. Il buon Chiacchio, no? è tutto un altro chiacchio. Fabio Falanga preferisce vincere la Supercoppa. Io vorrei fare 1-1, cioè vincere. Ma io non tengo proprio problema che quando in finale con la Juve. Io voglio fare le finali scudetto con la Juve, vinciamo tu quanti. Raga, vi voglio mostrare una cosa, perché io sono appena tornato, quindi per rispetto ho prima goduto con voi, però guardate come mi aspetto. Bello, che cos'è? Fammi vedere lo spaghetto. Le linguine, sono linguine. Ma che ci stanno i Gamberona? No, linguine e i puvarella si chiama. Bellissimo, adoro tantissimo. Un'altra bella notizia: Lozano ha lavorato in parte con il gruppo. Questo ci sta. Siete contenti che adesso abbiamo tolto la sconfitta a tavolino e 3 punti di penalizzazione? Allora tutti possono non presentarsi alle partite, giusto? Io sapevo che stiamo scemi Ragazzi, uno alla volta vi faccio rispondere a tutti. Prima voglio salutare il nuovo meravigliosissimo. Ciao Pocio. E tale quale a te, Albe, non si ciao può Pocio. Dici ciao. E poi lui assomiglia a Reina, sei uguale a Reina. Alberto sì, gliel'ho sempre detto che tale quale a Reina. Allora, fatemi rispondere, poi ognuno dica quello che vuole. Siamo contenti? Sì, perché la cosa era ingiusta. Sconfitta, i punti di penalizzazione non erano 3, sei confuso, sei arrabbiato, stai con la bava alla bocca, scrivi cose che non ci azzeccano proprio. Allora tutti possono non presentarsi, è una cagata che continuerete a scrivere per tutta la settimana, vi dimenticate sempre il Genoa che era un focolaio, il caso non si è ripetuto nelle successive giornate e quindi non si è creato nessun caso. Il caso che dovete considerare è quello della Reggiana, che praticamente non si è presentata e comunque il punto non gliel'avevano dato. Dovete pensare alla Casertana, costretta a giocare in 9 contro 11 con 3 giocatori febbricitanti, di cui 2 sono risultati positivi. Adesso la Casertana deve affrontare l'accusa di epidemia colposa nei confronti della Viterbese. Vi rendete conto andare a giocare questa partita cosa sarebbe significato per il Napoli? La fine, altro che Serie B e Serie C, sarebbe stata la fine. Quindi siamo contenti? Sì. Sì. Alberto, Fabio è ritornato. Bepi è saltato, non lo so perché. No, una cosa poi ragazzi, purtroppo vi devo lasciare. Volevo dire una cosa all'amico Paolino. Paolino, TVB. Bravo, come sei bello, bravo Bepi. Ma fai piacere, Bepi. Perdonatemi, devo scappare, vi voglio bene. Bepi, aspetta un attimo, perché prima l'abbiamo fatto quando tu non c'eri. Aspetta, non ti può. Chino Zatta, Juventino, Chino Zatta, Ciao Bepi. Vi voglio bene. È caruto Fabio. Ciao, no, sono qua. Vi saluto, ci sentiamo dopo, ma mangio sti linguino. Ciao Fabietto, un abbraccio grande. Fabio. Grazie sempre perché io supporto pur mentre sei live, sei un pazzo scatenato. Luchetto, tu sei tornato, hai parcheggiato? Sì, sono a casa. Bravo.
Allora, fammi vedere qualche altro messaggio. È vero che se segni in faccia è che qua entriamo in specifiche medico-chirurgici che non conosco, quindi no, credo di no. Però qualcuno gli aveva detto, e temo che abbia ragione, che è un po' di stress che somatizza alle volte, no? Quando uno sta troppo stressato, a volte si somatizza e escono, è vero. Quindi farebbe meglio a rilassarsi un po', pensasse alla sua squadra piuttosto che sempre alla nostra. Una volta si diceva che queste cose escono anche quando c'è astinenza. Perché una parte da sci. Una parte da sci si diceva pure così, no? Sì. Dicevo puntuale, quando usciva poi, il anche fai da solo, cioè nel caso, momenti di Covid, fai anche da solo, va bene, è meglio, cioè, piuttosto che tenerlo così. Comunque questo è un altro vostro limite, esultate troppo presto, niente nemmeno. Come all'aeroporto il 2018 dopo Juve Napoli e sappiamo com'è finita. Ragazzi, non ho capito l'aeroporto. Questo è quando abbiamo vinto alla Juventus con K2 e tu veramente ti permetti di ricordare quello scudetto perso? Sei contento di ricordare come abbiamo perso quello scudetto? Va bene così. Ci piace fare baldoni, c'ha ragione. Ma io sono sempre dell'idea che noi festeggiamo quello che c'è da festeggiare. Io non la voglio vincere lo scudetto, io non voglio vincere la partita con la Juve che sarà rigiocata. Io non voglio essere chiamato pagliaccio, non voglio essere chiamato a vacante, pagliaccio a vacante, piagnone a vacante. Noi abbiamo rispettato la legge. Bravo, no, ma questo è il punto. Del calcio non ce ne frega un cazzo. No, tanto loro penseranno che ce l'hanno tutti con loro. Il loro pensiero è quello, Fattoria. Allora, c'è il regolamento del calcio. Allora, io ve lo dico da ex arbitro, c'è il regolamento del calcio. Benissimo. Ci stanno tutte le cazzo di regole che volete voi dalla Lega Calcio e tutto quanto. Ma c'è un limite. C'è un limite che è la legge normale, la legge ordinaria. Leggilo tu, Albè. Questa cosa? Sì. Da Atalantino sono allibito leggendo di gente che ritiene che il Napoli dovesse disobbedire all'ASL, come se la FIGC fosse più importante dell'autorità sanitaria. Appunto, la FIGC non è più importante dell'autorità sanitaria, non è più importante dello Stato italiano. Volete fare gli italiani e allora dovete rispettare le leggi italiane. Se lo Stato italiano ha detto che quella partita non va giocata, che il Napoli non si può muovere da Napoli, non si deve giocare, punto e basta. Ma non me ne frega niente che la FIGC dice no, si devono rispettare il protocollo è stato firmato, quel protocollo. In effetti quella carta non vale niente. Infatti. Cane Pazzo dice io non esulterei troppo, ce la faranno pagare. Cane... No. L'idea c'è, latente, voglio dire, perché abbiamo visto cosa è successo negli ultimi 3 anni, insomma, di cose molto strane. Però non mi interessa, cioè era troppo importante il principio. Troppo importante il principio che ci dovevano far chiamare sleali, pagliacci e fifoni senza alcun motivo. Non lo potevo accettare, cioè in combutta con l'ASL, anche l'ASL ci faceva una figura che doveva querelarli. Il principio era troppo importante. Non tocchiamo le malattie, sì, è chiaro, ma si facevano ipotesi senza considerazioni professionali. Ciao ragazzi, non mi aspettavo questa sentenza così giusta. Comunque sono immensamente felice. Forza Napoli sempre e comunque. Un saluto da Attilio da Pestum. Te amo Rosalì. Va bene. È una vergogna, Forza Juve. L'unica data per giocare il 26. È una vergogna. Che bello dire. Loro pensano questo, è una vergogna. Sì, è una vergogna. Ma Luca, lo sai che ce l'hanno tutti con loro? Loro pensano questo a Torino, che ce l'hanno tutti con loro. E tu da Torino lo sai perché li vedi anche dal vivo, cioè che hanno questo atteggiamento. Ma perché hanno gli arbitri a sfavore, che non hanno mai... Ma perché ci sono tifosi della Juventus a Torino? Quelli che ci sono. Tutte le persone torinesi che ho conosciuto sono tifosi del Torino e la odiano la Juventus. Sì, quello sicuramente. Ce n'è tanti della Juve però, tanti. Tanti dell'Inter. Luce, Vale mi era andata a riposare verso le 16:30 e mi sono svegliato con questa notizia. Possiamo dire che è l'unica goduria in questo brutto momento? Sì, nel senso che non ci dimentichiamo la brutta partita fatta con la Lazio, però si gioca domani, quindi c'era da dimenticarcelo in fretta.
questa notizia spero possa aiutarci, perché ragazzi, se andate a vedere il video, il fuori onda, no, di Lombardo e Insigne in conferenza stampa, voi avvertite come Insigne stesse dispiaciuto, stesse male, perché è andato proprio un freno. Insigne a tutti gli effetti vive le partite come un tifoso, oltre che come un calciatore. Vabbè, ma è tifoso, certo. Allora tu vedi, è anche capitano, quindi immagina come noi soffriamo, no? Perché mannaggia, lui sente questa cosa 2 volte. E anche 3. Quando parlava su Immobile doveva essere espulso, lui fa un commento quasi da tifoso lì. Quindi voglio sperare che questo ci dia una botta, come stiamo noi esaltati. Insigne oggi sta esaltato, perché gli hanno ridato un punto che lui aveva conquistato sul campo. Quindi domani 2 gol fa. Per domani 3 gol. Il protocollo è chiaro, grande Ferrari. Vedremo cosa succederà su Juventus Napoli. Mamma mia, che ansia, già ce l'ho, non vedo l'ora. A me basta già il punto, poi ce la giochiamo, va benissimo. Sì, ma la confusione non si è mai creata con altre squadre. Guarda caso il protocollo non va bene solo per l'Aslo di Napoli. Genoa, Napoli, Genoa. Sono juventino campano. Non si vergogna a scrivere. Non si vergogna a scrivere. E tu da juventino campano devi ringraziare che i giocatori non siano al di sopra dei cittadini normali, perché da juventino campano, se De Luca ti ferma, tu ti sta a casa, se no ti fanno la multa e per te è grave. Se fanno la multa a un giocatore che se ne va in giro, per loro non significa niente. Tu devi ringraziare che i giocatori non sono al di sopra della legge normale. Ma per favore. Qualcuno dice la Juve non c'entra niente. No, hai ragione, nemmeno quando hanno fatto quella sceneggiata di Sky allo Stadium, e ce la ricordiamo tutti. Mamma mia. Poi accuse. Vabbè. Camoglia batte Napoli 3-0. Ora speriamo che tutte le squadre chiedano di rigiocare le partite che hanno giocato con giocatori con Covid. Giovanni Carpello, scrivilo poi in italiano, perché non ho capito che cosa intendi, e riscrivi tranquillamente. Oggi per la Juve male la FIGC ha aperto un'inchiesta sulla bestemmia di Buffon, che tra l'altro non è stato squalificato, però adesso si parte con l'inchiesta sulla questione della bestemmia. Ragazzi, se passa questa cosa qua, Gattuso in panchina non ce l'abbiamo più, perché lo squalificano ad ogni partita. Vabbè, ma che sia una sciocchezza. Allora, adesso dare una squalifica a un giocatore per una bestemmia. Quando io feci il corso d'arbitro me lo dissero sì nel regolamento, è vietato bestemmiare in campo. Ragazzi, ma ci rendiamo conto? Come fai a buttare fuori le persone che bestemmiano in campo? Vabbè, però non devi bestemmiare, vero, dai. Sì, ma è stato mai un campo di calcio? Se hai giocato da ragazzino oppure portiere, però le parolacce sì ci stanno, ma le bestemmie vabbè, ma la bestemmia è anche porco Dio quando sbagli un gol. Però se cominciano a squalificarli sempre, si imparano e si tolgono il vizio. E allora comincerà praticamente le prime 4-5 giornate ci saranno squalificati. Questo è il fatto che o lo fai sempre, d'altra parte questa è una regola che c'è sempre stata. Non è che comincia quest'anno. Vabbè, ma è una regola di vita questa, dappertutto. Se bestemmi, cioè non è che sia piacevole. A me sta bene, cioè meno bestemmie è meglio, voglio dire, è anche brutto da sentire, senza i tifosi si sente benissimo, quindi dovrebbero stare un po' più attenti. Però come al solito, ragazzi, giustizia uguale per tutti. Se espellono Cristante, anche Buffon, anche Gattuso. Sinceramente la bestemmia io la lascerei andare, perché poi alla fine purtroppo non la puoi controllare veramente. Quando sei tu a porta vuota e sbagli il gol e ti viene da dire porco Dio, cose del genere. Io per esempio sarei molto più severo sulle offese all'arbitro, ma tutte quante però. Quando l'arbitro viene mandato a fare in culo, tutti quanti devono essere mandati fuori, non solo Insigne. Tutti, anche Totti all'epoca e chi ne ha più ne mette. E perché chi fa invece testa a testa con l'arbitro, no? Bravo! Il contatto corporeo con l'arbitro.
Ma non è infatti. Il problema è che abbiamo mancato di rispetto alle squadre che si sono presentate in campo rimaneggiate. Forse non hai capito o fai finta di non ricordarti, Gigetto. No, arrivava meglio della Juve in quel periodo, arrivavamo meglio, quindi a noi ci conveniva. Gattuso ha detto che stava sul pullman, le valigie pronte, quindi non è noi che non abbiamo rispettato, è l'ASL che ci ha fermate, e punto e basta. Non è così. Non fate passare le fake news che vi hanno messo nel cervello e non ve le dimenticate più. Madonna mia. Mamma mia. E Valerio, ma il protocollo parlava chiaro, però. Parla chiaro, certo. Scandalo. No, ma io adesso li sentirò tutti, perché una cosa è Absim, una cosa è Colpo Gobbo, una cosa è Beppe il Bianconero. Io sto avendo collaborazioni un pochino con tutti. Ci sono persone e persone, ci sono amicizie. Io ho amici che sono juventini, purtroppo per loro, ma sono bravissime persone. A uno parlerò con i vari così. Se qualcuno mi vorrà invitare, probabilmente qualcuno le farà le live, non c'è nessun problema. L'importante è essere coerenti fino in fondo, perché Colpo Gobbo, per esempio, l'ottimo Antonello, che è un amico mio, ad un certo punto, per mancanza di come si dice, di motivazioni valide per mantenere la sentenza, lui ha cominciato a parlare della bolla e non c'entrava un cazzo il fatto della bolla inventata, che Zielinski già era al ristorante. Quella storia là non esiste, è una cosa inventata da Agnelli al momento dei Sky, balbettando perché non sapeva come. Ma anche se fosse esistita, non c'entra niente con la sentenza la bolla. L'hanno messa loro in mezzo. Che bolla. Quindi mi dispiace, tutti dovranno fare un passo indietro, e se non lo faranno, fatti loro, o mantengono la cosa. Neschio mi invita 100%, ma sicuro, io da Neschio una volta avrò parlato di calcio, forse, poi ho parlato solo di giurisprudenza. Non va niente, si fa. Allora, i veri torinesi tifano Torino, la maggior parte, molti juventini hanno origini meridionali, purtroppo è vero. Io vivo in Francia, ad un'ora da Cuneo, da 30 anni. Forza Napoli, pour toujours. Ma Cuneo dove hai fatto 3 anni di militare, Valerio? 3 anni di militare a Cuneo, e anche di seminario a Cuneo. Allora, Vale, ti toccherà rispiegare tutto nelle live altrui, cuore a te. Andrea, ma io penso dirò quello che ho detto, ve lo ricordate? Copia e incolla, perché poi io non posso perdere il fiato. Se poi insistono, se poi sottolineano delle cose false, allora dovrò ripetere, ma farò veramente, mi scrivo un file di testo, perché a memoria, io non sono tenuto a ricordare tutte le cose. Di lato, sai, fai una cosa che lo metti di lato, leggetevelo. Mi metto gli occhialini e leggo, capito? Piano piano, perché poi, eccetera, eccetera, così. Allora, bravo Valerio, mi piace la tua iniziativa, ma sarà dura. Un'altra stronzata, Lorenzo Catania. Chi l'ha chiamata l'ASL lo deve chiamare il Napoli quando ci sono le positività. Quando l'ASL risponde e non è chiaro nella prima risposta, già la prima email dell'ASL già significava che non ti potevi muovere. Nel momento in cui il Napoli chiede chiarimenti, questo non significa che il chiarimento che arriva dovresti rispiegare il perché non sono partiti, mi sa. Hai capito? Perché nel frattempo è passata la narrativa sbagliata. Come faccio io? Loro pensano che noi non siamo partiti per i 2 positivi, sono convinti. Cioè, non ce la fanno. Scusatemi, ma qui in Germania, e quindi penso che sia anche così in Italia, ma normalmente uno si dovrebbe informare in questo periodo. Qui in Germania, quando tu sei praticamente positivo al coronavirus, devi informare l'autorità sanitaria. Dico l'autorità sanitaria perché in Italia sono le ASL, qui si chiama, come si chiama? Gesundheitsamt, ok? Che è un'altra cosa. Comunque bisogna informarlo, perché loro devono sapere, perché dobbiamo bloccare le catene di contagio, quindi tu devi farlo sapere, tu sei infetto. Quindi il Napoli, nel momento in cui ha avuto 2 giocatori infetti, teoricamente, io ti parlo con le leggi tedesche e quindi penso che quelle italiane siano anche quasi uguali, teoricamente si sarà messo a telefono, avrà informato l'ASL: guardate cari miei, io ho 2 giocatori positivi. No, in principio la prima chiamata non era per un positivo, e poi c'è stato il secondo, giusto? O ricordo male? Dopo il secondo l'ASL ha cominciato a allarmare, cioè a bloccare.
Ma l'ASL deve essere informato. Perché? Perché ci sono stati 14 positivi del Genoa, forse non l'hanno capito, io non lo so se si spiega. Vi rendete, se siete onesti va rigiocata Napoli-Genoa, ma voi state bene. Ma cosa c'è il Genoa adesso? Ma perché? Ma voi state bene. È venuto a giocare. Il Genoa è venuto a giocare, la partita è stata giocata. È stata giocata. È il Genoa che non ha avvertito le ASL, è il Genoa che doveva essere denunciato per epidemia possibile colposa perché hai giocato con 20 giocatori che poi sono risultati positivi. No, il lunedì loro, non è che possono essere poi... in questo caso qua, se proprio la vogliamo mettere così, in questo caso qua, nel momento in cui dopo la partita del Genova Elmas e Zilinski sono risultati positivi, il Napoli avrebbe potuto denunciare il Genova. Certo. Tranquillamente, perché dici voi siete venuti a giocare che stavate tutti quanti malati. Non ha pentito. Grazie. Ma è per questo che ci hanno bloccato, perché erano malati quelli del Genoa, non hanno capito. Un saluto a Ivan Paciotti e vedo che c'è un rientro speciale. La musica t'ha già bloccato subito, mi fermano il canale e è stato buono. Il copyright. Allora, giustizia è fatta ovviamente ai tribunali, la Juve perde sempre. Come le finali. Ragazzi, siete pieni di confusione, io vi capisco perché voi non l'avete ascoltato, avete letto il riassuntino di Sky e siete convinti di sapere che cosa è successo. Sono tutti fessi tranne il Napoli. Sì, perché non capite. Perché non capite, non volete capire. È così. Perché mi fa più comodo con dire che il Napoli aveva paura e che siamo disonesti. Sì, se funzioni adesso, Fabio? Ah, ok, no, perché ho spento, no, ma quello che volevo dire è che stanno dicendo che ormai il calcio è morto stasera. Il calcio è morto nel 2006. No, il calcio è morto nel 1874, quando è nata sta squadra. Ma come si fa? Mi fa impazzire tutto ciò. Il calcio è morto nel 2006 in Italia, quando è uscito Calciopoli. Valerio, non alterarti, ignoranza cercherà sempre di avere la meglio e come vedi la gente continua a parlare senza cognizione di causa. Oggi godiamo, domani chissà. No, ma hai ragione Muce, io non posso, se mi metto a ripetere, oltretutto ci sono persone a cui ripetere fa gioco, nel senso che capiscono e vogliono capire, quelli che vogliono approfondire. Poi ci saranno altri che dice non è vero, avevate paura, pagliacci. A quelli io che spreco a fare il fiato. Furbi. Siamo i furbi. Luca, ma tu se parlo napoletano mi capisci, vero? Sì. Lo sai cosa ho sentito anche, Vale? Che adesso qualsiasi squadra si può abbaccare con l'ASL per non giocare. Certo. Vogliono fare, perché no? Sono cazzi loro. Sono problemi loro. Ancora sono convinti che il Napoli si è messo d'accordo con l'ASL, quando il direttore dell'ASL è juventino. Io non capisco. Cioè, è clamoroso sto fatto. Il direttore dell'ASL Napoli 1 è juventino. Ragazzi, fatemi un attimo prima di tutto ringraziare i miei moderatori, che so che la chat è calda e stanno facendo un lavoraccio, quindi ringrazio Mara, Ivan. Io sto leggendo tutti, ragazzi. Ovviamente è chiaro che ci sarà chi non è d'accordo, è chiaro che ci sarà chi vuole esagerare in un senso e nell'altro. State buoni, perché altrimenti bacio a tutti i moderatori, perché soffrate a me. Guarda, il messaggio di Mario Delle Vito devi mettere in primo piano. Sta sopra, sotto, non lo vedo. È difficile oggi, mi rendo conto, ma farò il possibile. Ma vas prima tu? No, un altro. Più giù. Più giù o più su? Più giù. Ah, più giù. Prima di Angela Torre. Lo troverò, giuro che lo troverò. Il calcio è morto un mese fa. È vero.
È vero. Ed è così, la fanno rigiocare perché adesso la Juve è in forma e Napoli ballerino. Questa cosa Shiny Ascia l'abbiamo pensata tutti. Buonasera a tutti, Flavio Paolo Lopez Escobar. Ragazzi, avete lasciato il like, ma non per me, per gli amici bellini e per i moderatori che si fanno un culo così. Buonasera Achille Io nel Cotta. frattempo mi faccio pure non mi dite niente. Certo Fabio, non ti preoccupare, lasciate perdere questi residui ridicoli, andiamo avanti parlando di cose serie, questa è la strada da intraprendere. Noi possiamo fare anche un po' di pre-Torino, che noi apriamo la live per quello, perché era la notizia del giorno, poi possiamo parlare anche di calcio. Non mi aspettavo... Parliamo un po' di calciomercato, Vale, perché io ho letto che Napoli prende il giocatore che ti piace a te, quello che hai preso sul gioco, c'hanno cambiato, come si chiama? Questo sì, si sta parlando, dice che lo bot da tipo a 25 milioni, ho letto. Lo bot da più secondo me non prende nessuno. Quando ha fatto, sta in una forma straordinaria. Ho letto lo bot che ha più 25 milioni a gennaio, e anche Adani ha detto che il Napoli farà 4 acquisti sicuri al 100% a gennaio. Magari. Ha dato una po' di spravacatura fuori, capito? Domenico Perillo, non mi aspettavo il ribaltone, sinceramente avevo perso le speranze, sono contenti perché non si è ricorso al TAR, Vincenzo il ricorso nelle loro sedi, cioè nelle sedi sportive, senza dover andare fuori dallo sport, e questo è meglio, anche perché, ragazzi, se si andava al TAR... Vale, posso malignare, Vale, posso malignare. Vai, maligna. Potrei malignare un attimo. Ehi, maligni, vai. Secondo me si sono messi d'accordo, poi fatti Suarez. Hanno fatto ribaltare la sentenza, però a Suarez chiudito noi. Hai fatto capire gli allarmi. Hai sparata grossa. Come ho parlato di questo, sono tutte cose qua. Cioè, ne manco fuori sentiva, ma che macchina. No, quello che dicevo a Domenico è che praticamente se arrivavi al TAR, il TAR l'unica cosa che poteva fare, ti poteva dare ragione, e tu dovevi poi ricevere un risarcimento economico. Sì, solo quello. Credere un risarcimento economico alla Lega, cioè se la Lega ti deve pure pagare, ma te la puoi scordare la Serie A, te la puoi scordare la Champions, perché automaticamente, se uno non vuole pensare male, finiti i rigori, finite i fuorigioco, anche quelli là netti non te li chiamano più, là sarebbe stata veramente la fine del calcio Napoli in Italia, senza dubbio, perché secondo me ogni volta VAR annullato, perché non lo so, VAR perché non ho visto, perché sta Mazzoleni, perché sta Valeri. Giuseppe D'Alessandro, buonasera a tutti ragazzi, mi auguro che questa volta la spinta sia a lungo termine e che non si esaurisca dopo una partita. Bravissimo Giuseppe, che sia una cosa che ci dà perché sì. Ragazzi, vi faccio intervenire su questa cosa. Noi ci mettiamo al terzo posto, no? Davanti a noi ci sono Milan e Inter. Il Milan magari meglio dell'Inter per meritare la vittoria, l'Inter no. Dopodiché ci siamo noi con la Juve e li dobbiamo affrontare, e poi c'è la Roma che abbiamo battuto nettamente. Non si parla di scudetto, ma a livello di Champions stiamo là, cioè stiamo là facendo il nostro dovere. Mi preoccupa l'Atalanta a me, Vale. Il ritorno dell'Atalanta. Noi chiamiamo l'ASL e la facciamo rimandare. Luca, dimmi tu. Secondo me l'Atalanta è un fuoco di paglia adesso. Fa adesso queste giornate, poi da gennaio ritorna da capo. Ci sono problemi interni che non hanno risolto. Che non hanno risolto ancora? No, sicuramente. Sì. Secondo voi, per la doppia sfida, campionato e Supercoppa, chi rientrerà fra gli infortunati? Miklos Renna. Allora, io non ho capito ancora quando giocherà il campionato, però per la Supercoppa Fabio dice Lozano. Io spero anche in Koulibaly, ma sono troppo ottimista? Koulibaly ha avuto una distrazione di primo grado al bicipite femorale, Vale, su quasi un mese e mezzo stop. Ecco qua, molto bene, va bene, allora niente da fare.
meglio così. Ma lo diceva anche l'inviato Sky nella conferenza del calendario, nell'audio se l'ho sentita, che Koulibaly ha un bel po' di stop. Quindi non ci è andata bene, e non lo so se è giusto dire che magari, cioè, questo è un infortunio che lui si fa da solo, quindi non è traumatico. No, questo è un infortunio per troppo stress fisico che ci ha fatto fare. Esatto. E io te lo diciamo da un mese che Koulibaly se l'ha aspettato. Quello che dicevamo di praticamente fare riposare, ma c'hai la partita col Crotone, non dico riposare contro l'Inter, almeno ma col Crotone, non voglio dire, ma col Crotone è così. Anche Osimhen pare che invece per Natale potrebbe rientrare in gruppo, quindi poi ci saranno le vacanze, magari per il ritorno potrebbe rientrare. Juventini che gridano vergogna quando al momento sono sotto inchiesta per il caso Suarez. Chiediamoci ancora una volta chi sono i pagliacci. Amico mio, è difficile. Guarda chi c'è, Francesco Lapariello, off topic. L'ospite col cappello sa di essere il sosia del principe di Melito? Non so nemmeno chi è il principe di Melito. Il principe di Melito te lo dico io. Vatti la guarda, trovalo su Google. Francesco Potito. No, è il nostro amico di scuola, Francesco Potito, e in effetti la somiglianza c'è, caro Alberto. Noi che abbiamo gruppi, hai capito, anche esterni. Ma Reina è pazzesca. Anche Reina, sì. È uguale. Proprio Pepe Reina. Ragazzi, moderati, dice Ivan, altrimenti succede un macello. C'è troppo odio verso Napoli, anche se avessimo giocato la partita e Ronaldo Dybala il giorno dopo la partita erano in positivi, si sarebbe parlato di Napoli, è chiaro, certo, ma questo non ci mandavano in Serie B, ci non ne ritorna. Angela Torre, ciao Fabio, sei grande, anche io la penso come te, sono Rubentini, non si arrobbano, non sono con loro, sì, non arrobbano, non sono con loro. Un bacio, Angela. Sarà contento Mughini, Mughini lo aspetto al varco. Lo aspetto al varco. Caffè Napoli, il problema è che il discorso del ricorso non finisce qui, quando si giocherà, e se perdiamo poi iniziano di nuovo con gli attacchi mediatici. Sì, sicuro. Lo sappiamo, ma anche se vinciamo, Marat, perché si è creata questa cosa. Se vinciamo diranno, hai visto, tutti sempre contro la Juve, l'avete voluto rigiocare che avete recuperato gli infortunati, eccetera, eccetera. Se perdiamo diranno che invece non si doveva rigiocare, una vergogna, è morto il calcio, la paura, eccetera, eccetera. Giustizia è fatta, avete perso sul campo. È sempre colpa nostra. Mancano 10 like per i 250, forza ragazzi. Io avevo detto 500, ma evidentemente sono più gli juventini che i napoletani in questo momento collegati, e va bene anche così. Ma rimane in mattina? No, è lo stesso, sempre questo. Io vengo a San Giovanni. Facciamoci i fatti di Fabio. Che questo proprio soffre, secondo me offrirà fuori, guarda. Già faccio proprio no. Quindi si voleva arrangiare. Forse è meglio mutare perché non si può mai sapere. Sta parlando con l'ASL in privato. Se avessimo infettato Ronaldo avremmo fatto il derby con Tel Aviv. Che fine ha fatto Ramani? Alessandro Ramani è convocato, è in panchina. Ricordiamoci che Ramani è considerato la quarta riserva. Aspetta, Fabio è tornato. Dimmi. Rachmani giocherà con l'Empoli in Coppa Italia il 13 gennaio. È prevedibile. Vediamo un pochino. Ho visto il video di Juventino Copo che diceva di scandaloso il paese delle banane, poi sviava sull'audio di Lombardo ma è chiaro, perché poi nello specifico, se poi vogliamo confrontare le due cose, dovete l'Italia è il paese delle banane, gira la banana e finisce sempre. Bravo. K2 per me è stato più utilizzato perché comunque non fa in una partita lo stesso sforzo di un Lozano che corre avanti e indietro con la posizione più statica. Sì, Charles, però comunque tu alterni Manolas, alterni gli altri con Maksimovic, anche K2 non è immortale e non è che stava, capito, in una forma che tu dici sta giocando benissimo, aspettiamo che le ha fatte delle partite al di sotto delle sue possibilità, quindi secondo me un po' di, capisco il discorso che fai, ma un po' di riposo ci poteva stare.
Carlo Cocolullo confida in Suarez. Ragazzi, io vi devo salutare. Ciao, devo chiamare mia madre che è arrivato orario, che ci avevo detto che la chiamavo dopo verso le 7. Ti abbraccio fortissimo. Bacione, forza Napoli, sempre. E sempre. E vediamo un pochino. Sono le 2 di notte, ma sto godendo come un coniglio. Like a questo grande canale. Ora le 2 di notte dove? A Toronto. No, a Toronto è l'1 del pomeriggio. E allora è in Australia, che ne so, deve stare dall'altra parte, roba di Asia, di Cina, non lo so. New Zealand, Australia. No, ma solo avanti, comunque. Noi godiamo, e se vi battiamo la banana dove ve la mettiamo? Ma mamma mia, sarebbe una cosa straordinaria. Qualche gobbo mi ha tolto. Luca Dell'Inter, a che livello? Espulso. Pagliacci non doveva essere rinviata. Spero che la Juve vi distrugga. PS sono interista. Va bene, Pagliacci. Ci pigliamo i Pagliacci, ci pigliamo quello che volete voi. Da interista tu speri che la Juve ci distrugga. Vabbè, vedi che tu da interista, se vuoi sperare nello scudetto, se sei interista veramente, ti conviene lottare con il Napoli e non con la Juventus, perché se lotti con la Juventus lo vedi l'anno scorso che arrivi a un e poi niente, partita che non volevate giocare, è passato, il discorso è passato. Noi avevamo paura che non volevamo giocare, che avevamo paura di affrontare la Juve e quindi proprio perché la difesa è più statica devi essere riscaldato e pronto a fare certi strappi. Il muscolo non è sempre pronto, in questo caso si è visto. Esatto. Ecco qua Johnny B. Certo che come ladri, mafiosi, manovratori del sistema eccetera facciamo proprio cacare, portate pure il pallone, dai. Cioè praticamente lui sta facendo ironia a dire noi juventini che chiamano manovratori non siamo buoni, non siamo in grado. Caro amico, è che quando resti nel discorso del calcio, no? Della Lega Calcio, di infatti già hanno detto il palazzo non esiste più. No, perché siamo usciti fuori dal palazzo per questa sentenza qua, perché il CONI non è il palazzo vostro, la Lega Calcio è il palazzo vostro. Comunque hanno detto che il palazzo non esiste più, è caduto il palazzo, hanno detto. Sì, vabbè, il palazzo l'era fagare Sarri, ma aiuta con le chiavi. Sicuramente il palazzo nostro, CONI. Non fai chilometri CONI, palazzo nostro anche se la Juve vince 3-0 sicuramente Fabio non mi parla sopra, se no non capisco niente. Non ci interessa, almeno tolto il punto di penalizzazione. Sì, Rob, ma oltre al punto di penalizzazione è togliere i paccheri da faccia. Ma tu hai visto quando è uscito De Laurentiis da questo palazzo? Ho visto l'intervista di quando lui diceva che era moderatamente ottimista. Quindi aspetta, sto scendendo fuori. Hanno sbagliato palazzo. Gli Agnelli fanno solo danni. Llorente con la Rube, che ne dite? Ma infatti ho detto, hai visto il video di De Laurentiis? Sì, l'ho visto. Quello dove lui è moderatamente ottimista, ho visto. Ancora non si sapeva. Ma tu credo che non mi senti, Fabio. Ok, sta rientrando. Allora, fammi vedere qualche altro messaggio, ragazzi. Suarez che in Spagna nella videoconferenza della deposizione dichiara di aver avuto un pre-contratto con la Juve e noi siamo i pagliacci. Vabbè, siete forti. Vabbè, ma lo si sapeva, no? Che il Frosinone voleva comprare Suarez. Domanda per Valerio e ospiti. Tra le varie ipotesi di acquisto, chi prenderesti a gennaio come rinforzo? Amico mio, dipende da chi riusciamo a vendere, per me, perché se riusciamo a vendere sia Milik che Llorente e uno dei terzini, bisogna capire come torna Mertens, perché una punta secondo me andrebbe anche presa, una punta di riserva, visto che Mertens comunque lo utilizzi quasi sempre da trequartista, e quindi terzino e punta per me ci può stare. Bentornato Fabio.
C'è poco da parlare, stiamo godendo. Cheat. Comunque, ora penso che Gattuso sia nero per aver perso con la Lazio. Ora era -4 con una in meno e non voglio pensare quanto bruci ora quella di Milano. Francesco, è proprio vero, sono sicuro. Speriamo che questo bruciore si trasformi in foga agonistica contro il Torino, perché dobbiamo dare una risposta, che ci siamo anche noi. Giornalista Sky ad ADL all'uscita del CONI, presidente, felice di vederci, oppure un microfono in tasca? Bellissimo, bellissimo. Microfono in tasca o sei felice di vedermi? Chi è la CAKCB? Fabio, tutto a posto? Sale e scendi? Non lo so, salta se all'improvviso mi dice connessione assente. Un po' di connessione a scatti. Però stavolta ho superato i 10 minuti con te. Almeno. Un Papo Gomez a gennaio da mettere... Stavolta ho superato i 10 minuti con te, sono contento. Già è un grande traguardo, assolutamente. Fabio, tu prenderesti Gomez? Penso che Fabio mi sta dando un bacio perché la connessione è così, ti abbraccio forte. Ragazzi, io Gomez tecnicamente lo prenderei, solo che dobbiamo capire se l'Atalanta te lo dà, perché l'Atalanta non vuole vendere Gomez a una possibile concorrente, non lo vuole vendere al Milan, non lo vuole vendere alla Juventus, non lo vorrebbe vendere nemmeno al Napoli. Quindi il prezzo sarà intorno ai 10-15 milioni, al Papu gli devi dare quello che gli devi dare, e se non gli dai 10-15 milioni per un giocatore di 33 anni è un'operazione che il Napoli non fa. Tecnicamente sì, ho paura per lo spogliatoio, ma il Napoli secondo me questa cosa non la sta proprio considerando. Hai visto i video sfogo dei Juventini? Bicarbonapoli. Scusatemi, sono dei clown. Non li ho visti, amico mio, perché appena ho sentito la notizia sono andato direttamente live. Quindi così. Gattuso scandaloso. L'anno scorso fece infortunare Insigne per partite insignificanti rischiando di fargli saltare il Barcellona. E cosa ha imparato da ciò? A fare infortunare anche K2. Lizard, guarda che sono parzialmente d'accordo con te sotto questo punto di vista. Con Gattuso abbiamo imparato che Ospina gioca le partite importanti, Meret quelle non importanti. Per il resto non ci sono titolarissimi, nel senso tutti bene o male si alternano, tranne Koulibaly e tranne Insigne. Lui ritiene questi giocatori talmente importanti che anche quando sono leggermente in flessione devono giocare sempre. Tutti gli altri, se ci fate caso, sono intercambiabili. Il compagno di K2, il Terzini, i centrocampisti, tranne questi due qua. E sotto un certo punto di vista lo capisco, perché Koulibaly è l'inizio dell'azione, è l'impostazione dal basso, e Insigne, senza di lui abbiamo visto che il Napoli gira male, quindi lo capisco. Però almeno col Crotone potevi farlo riposare. Insigne contro la Lazio, me lo ricordo, vincemmo con la Lazio, pareggiammo, no, mi pare che vincemmo o pareggiammo, una partita inutile, e perdemmo Insigne, cioè poi rientrò, però fu un rischio incredibile. Ottimo, Juventini che si arrabbiano dimostrano che avevano bisogno del tavolino. Rachele, brava Rachele. Ma secondo te Emerson può comprarlo il Napoli? Ma in teoria sì, però è uno di quei nomi, sai, quei nomi che si fanno troppo, li fanno tutte le squadre e quindi il Napoli all'asta non partecipa? Bruciano tutte quelle con il Milan e Sassuolo, spero che questa rabbia diventi agonistica al massimo, assolutamente. Yam, bello gusti like. Dove sta scritto? Dove sta qua? Me lo sono perso, GioTV, però va bene. Il Papu ha tirato il tapiro d'oro a Staffelli, si è montato a capo. Pare, ho sentito che il tapiro d'oro l'abbia tirato Zapata. È andato poi in pezzi, però non ho visto le immagini. Ho sentito che è Zapata che l'ha tirato così. Scandaloso, Rabiot sconterà la squalifica adesso e non contro di noi. Che ne pensi di questa scontatura? No, attenzione. Attenzione, che cos'è? Questa è una notizia. Rabiot nella partita successiva, no, non è possibile, Andy, non è possibile. Rabiot ha giocato la successiva partita che non si giocò dopo Juventus-Napoli, perché squalificato nella partita poi vinta a tavolino. Quindi nel momento in cui si deve rigiocare quella partita, la squalifica ritorna, ma nelle logiche. Se questa che mi stai dando è una notizia, non ha alcun senso logico.
Non ha alcun senso logico. La Juve giocare con la fascia nera non lo so, amico mio. Ciao caro, secondo te sarebbe bello far giocare Juve-Napoli il 31 dicembre? Salvi, non la vedo ipotizzabile che i giocatori a notte Capodanno. Certo sarebbe interessante, visto che non si può fare niente di che, non si può andare in giro a festeggiare, almeno metti una partita di cartello. Però i giocatori sono uomini, sono lavoratori e non puoi costringerli a lavorare. Solo i musicisti lavorano volentieri il 31 dicembre. E io che darei? Che darei per poter lavorare il 31 dicembre? Se il Papu va al Milan potrebbe essere un problema per le attuali inseguitrici. Per il Napoli neanche io ce lo vedo. Allora, vediamo un pochino. Parlando seriamente, Gattuso scuola Milan. Il Milan insegna che ci sono le gerarchie, quindi KK, Insigne e Zielinski, questi giocano anche zoppi, perché nella sua mentalità il resto ruota. Francesco, ce ne stiamo accorgendo, però le gerarchie devono essere conquistate sul campo. Su questi tre che hai citato lo capisco. Secondo me Dem deve entrare in queste gerarchie, perché Dem è insostituibile per me. Sì, Rabiot sconterà la squalifica contro l'Udinese, non oggi perché la sentenza parte domani. È una follia, Mario. È una follia. La dovrebbe scontare contro di noi perché quella era nella regola del calendario. È una follia. Ma non fa niente. Cioè, Rabiot non fa niente. Poi si segna Rabiot. Là è lo scandalo. Però va bene. Valerio, rispondi al video di Coppo Gobbo, ma soprattutto di Amis che mi sta letteralmente sui coglioni. Pietro, io non posso fare i video di risposta dissing, posso dire la mia, posso dire quello che ne penso. Fare i video di risposta mi sembra, non lo so, stucchevole. Se vuoi lo posso fare, me li guardo, però poi me li dovrei guardare. E alle volte guardare gente che porta avanti una narrativa sbagliata di fake news a me mi fa andare in freva, quindi... Hanno annullato 3 gol a tavolino, è vero. Ero in una live di Juventini e erano tutti a piangere e a lamentarsi, fanno ridere proprio loro, che fanno le viaggi una fiata da 30 anni. È difficile da accettare. Ho sentito che il Cincinnati vuole Papu, secondo me potrebbe avere senso visto che vorrebbe imparare l'inglese. Cincinnati. Battute più o meno, no? Secondo me ci poteva stare aspettarsi questa reazione del Papa con questa tensione del gruppo. Si ritorna alla squalifica nella prima giornata. Questo è uno schifo, ma assolutamente, Andy, non ha proprio alcun senso logico. Victor è guarito, speriamo bene, amico. Sì, si parlava del giorno di Natale, quindi tra qualche giorno. Sicuramente non lo vedremo domani, però per la prossima, dopo la pausa, ci sono buone speranze. Se dovessimo perdere contro il Torino, valutare un esordio, sì, troppo affrettato, non esiste proprio. Certo, sarebbe clamoroso, sarebbe difficile da spiegare, ma devi vedere sempre come perdi. Per esempio, se perdi con un gol di un rigore inesistente, così, che dici? Colpo di Gattuso? Per dire, se il Napoli gioca bene, prende 5 pali e poi perde con un rigore, che non c'è, possiamo dare la colpa a Gattuso? No, dipende da come va la squadra. Se la squadra fa la stessa partita della Lazio, vuol dire che c'è un problema. E lì si ragiona. Comunque è giusto essere contenti perché è giustissima la sentenza, esatto, e Mario ci dice ragazzi non siamo un canale di bambini, nessun dissing, e Fabio giustamente e Ivano giustamente sottolinea bravo Mario, è così, io non le faccio queste cose, ci provo a non farle. Fai vedere la foto, fammi vedere perché ragazzi il telefono è bollente, però fammi vedere se ci riesco. E beh, è carina. Se ci riesco la metto, dai. Ci provo, speriamo che non cade niente. Voi ragazzi state lasciando il like? No, perché altrimenti vuol dire che siete completamente pazzi o che siete tutti juventini in questa live. Non me l'aspettavo, ma sì, ma anche sì, alla fine. Abbiamo capito, visto che io ho i dati di tutti i video, no? Dei video che si guardano, delle persone che si guardano i miei video, il 45% sono iscritti, poi c'è un 55%, ma di più pure, forse 65%, che non sono iscritti ma che si guardano i video. Ovviamente chi è che non è iscritto e si guarda i video? Sono gli haters, sono gente di altre squadre. Va bene, non mi aspettavo che fosse così. Avete cliccato pure sulla campanella a sto punto, cioè iscrivete al canale, siete iscritti al canale Telegram, non lo so,
Comunque state sempre a cercare, quindi va bene. Va bene anche così. Questa è la foto che volevo farvi vedere. Salva immagine, vediamo un pochino come devo fare. Speriamo che non cade niente, ma dovrei riuscirci. Dovrei riuscirci senza problema. Eccola qua. Eccola qua. Però la voglio mettere dietro. Nel senso, la voglio mettere dietro in che senso? Ma vi spiego. Se io la sposto qua, eccolo qua, vedi i potenti mezzi? Lo possiamo pure mettere qua. Come era contento. Leggi Pietro Buono, sì, cerchiamo di recuperare. Vale, saluti mia moglie che non sta... Oh mamma mia, mi dispiace. Sabrina, un abbraccio forte da me e da tutto il canale. Grazie Ivan per avermelo fatto leggere mentre stavo facendo questa cosa. Pietro, un abbraccione a Sabrina e speriamo che tu possa tornare a dirmi sta molto meglio, tutto a posto. Grazie Pietro, grazie Ivan. Fonti certe che non posso citare per rispetto al Napoli mi danno Massimiliano Allegri come prossimo allenatore del Napoli. Potrebbe essere già a giorni. Lorenzo, questa è una bomba che sinceramente mi sorprenderebbe, perché il Napoli non è tipo di... Oh, Agliù, sì, mettersi in classifica. De Laurentiis... cioè, De Laurentiis, primo nel giro... Gattuso, primo nel girone di Europa League, terzo in classifica in Italia, dove il tuo obiettivo è la Champions, esonera Gattuso. A me sembra una follia. Che poi a De Laurentiis piaccia Allegri, sì, ma gli dai 7 milioni ad Allegri? A me sembra una follia, ragazzi. Io penso che ADL ha fatto il suo nel tribunale e sicuramente nel ritiro si è fatto sentire. Mo' vedremo un altro Napoli. Speriamo bene, Tony. Speriamo bene. Grazie a te, Pietro. Alla grande. Vedi che anche altri amici. Un abbraccione a Sabrina, Luigi Cerreto, perché è la community, ragazzi. È la community. Io adoro questa cosa. Comunque, Vale, nel post partita con la Lazio hai spiegato calcio in maniera stupenda. Bravo. Grazie, Mariano. Grazie mille. Ho fatto il possibile, era una partita difficile perché oltre all'incazzatura, no? Era difficile da capire, soprattutto la fase di non possesso. Secondo me il fatto che Gattuso stia male con l'occhio influisce non poco sui movimenti dei giocatori, il che è un'accusa grave, però c'è. Ciao Pasquale, Allegri non è adatto per il Napoli. Io voglio ringraziare tutti i mod, siete grandiosi, io lo faccio, anche io. Vale, sai cosa è scritto in Black Panther? Una pagliacciata all'italiana, certo. La pagliacciata all'italiana sarebbe stato mantenere il 3-0 e toglierci solo il punticino. Quella era la cosa all'italiana, il compromesso all'italiana. Invece, se era tutto fatta male quella sentenza, si annulla tutto. E ci divertiamo. Sono tanti anni dove il Napoli lotta, no? Punto a punto, che è l'unica squadra insieme alla Roma a disturbare un pochino la Juventus, che noi parliamo di pagliacciate, che noi parliamo di cose incredibili e inaccettabili a livello arbitrale, eccetera, eccetera. Per una volta lo fanno loro. Vediamo. Allora noi diciamo, bisogna rispettare le sentenze, bisogna rispettare quello che dicono i tribunali. Allora... ok, questa era per la questione di Allegri, ok. Da Juventino, da uomo che sono, vi faremo un culo tanto, vergogna. Va bene, Luca, ma fallo sul campo. Se sul campo tu mi dimostri che sei più forte quella sera, ben venga, io accetto il responso del campo, ma non accetto che mi chiami sleale e non accetto che dici che avevo paura. E questo è il punto che voi non riuscite a capire. Non lo accetto. Sul campo mi vuoi battere? Battimi, va benissimo, io accetto il risposto sul campo. Una partita però regolare, senza cose di VAR, senza cose strane arbitrali, perché poi sul campo c'è un altro discorso da fare. Però giochiamola e vediamo di cosa se ne parla. La vergogna siete voi che non riuscite ad accettare questa cosa e che continuate a raccontare una narrativa inventata e sbagliata. È così. Dopodiché ci batti sul campo, ok, almeno ridammi il punto, perché il punto è una vergogna, quello era il punto. Che schifo.
Io sinceramente non capisco la gente che critica Gattuso, ma avete capito cosa ha fatto? Giusto criticare le prestazioni, ma certe cose mi sembrano davvero eccessive. Sabato non c'è alcun dubbio. Mancano 18 like, ragazzi. Mi sa che qualcuno di voi sta bello così, spaparanzato, con la luce, capito? Anche la luce che sta pigliando il sole. Ah, che bel pomeriggio. Mi sto proprio divertendo a guardare questa live. Ci stanno quelli che scrivono vergogne, il like lo volete mettere? È un attimo. Togliete la chat, mettete il like che è grigio, lo fate diventare blu e avete risolto. Non lo so. In bocca al lupo a Sabrina, vedi Elpidio? Troppo bello per essere vero, non esultiamo, dobbiamo vedere chi sarà l'arbitro. Ma poi questo, capite? Perché poi noi siamo contenti di giocarcela sul campo, ma poi ci dimentichiamo che sul campo ci sono altre forze in gioco. Ma quel discorso lo affrontiamo solo quando ci sarà il fischio d'inizio. Mi girano le anni in cui abbiamo fatto 91 punti, siamo rimasti a mani vuote, ma ora che c'è questo vuoto di potere non riusciamo a ingranare. Che ne pensi? È così, Miklos, però non riusciamo a ingranare. Calma, stiamo lì, stiamo là. Vogliamo di più, sì, ma stiamo là. E inutile sarebbe fare l'esploit iniziale come abbiamo fatto altri anni e poi ci ammosciamo. Magari questo è un campionato dove noi pareggiamo di meno e quindi le sconfitte sono meno gravi, perché con meno pareggi hai più vittorie. Cioè, noi ci lamentiamo delle 4 sconfitte, no? Su 12 partite giocate, sono tante. Però dobbiamo anche considerare l'altro versante della medaglia. 8 vittorie in 12 partite e sono tante. Meglio una partita persa e una vinta che 2 pareggiate. Vi trovate? È la matematica. Se Rabiot gioca è una vergogna, sono d'accordo. Io sto in macchina e ti sto vedendo sullo stereo a TV. Bellissimo Napoli. Allora, Tony, concentrati sul guidare, il like poi me lo metti più in là. Ciao Fabio, buonasera a tutti. 300 like, vedi che vi eravate dimenticati. L'Inter ha giocato un derby senza giocatori, il Milan che altre partite, bella cagata, pagliacci. Io vi leggo tutti, ragazzi, a me non mi interessa. Però ripetere le stesse cose io mi scoccio, perché o siete dei bambini piccoli, e vabbè, i bambini piccoli, un bacetto e vi andate a dormire, o siete disonesti e quindi fate finta di non capire, oppure vi hanno detto una cosa sbagliata e fake e purtroppo non vi convincerò mai, perché vi conviene pensare quello che volete voi. Va bene, va tutto bene. Non mi scrivere più, Tony, ti ho visto, ti ringrazio, però concentrati sulla guida. Mettiamo anche che nell'anno di 91 punti alcune squadre non erano a livello di adesso. Vero, Patrizio, verissimo. Vale, la penso come te, nulla è perduto, rialziamoci e combattiamo. Esatto. Hola Vincenzo, come stai? Vincenzo sta facendo un lavoraccio su Facebook per portarmi di Bicarbonapoli nuovi amici, nuovi iscritti. Lo apprezzo moltissimo. Ah, c'è traffico, va bene. Juve Napoli, arbitro allo stato al bar, Valeri. È al bar, va, proprio al bar, no al bar. Sandro. Tutti avvocati e giudici su YouTube. Infatti, Antonio, io quando ho dovuto parlare di questo caso, io non ho detto, io ne capisco. Io ho chiamato un giudice e ho fatto l'intervista al giudice, ho fatto parlare uno che capisce di queste cose qua. E guarda caso, la sentenza viene ribaltata. Perché? Perché, come diceva il giudice Picardi, è una sentenza scritta male, che non ha valore giuridico. Il diritto è calpestato in quella sentenza. Non vi renderete conto perché non vi volete rendere conto, ma quello scritto si basa su ipotesi, si basa su delle sensazioni. Il diritto viene calpestato perché anche, e ripeto anche, detto da un giudice, anche se il Napoli avesse avuto l'intenzione di non giocarla, non fa diritto l'intenzione quando c'è la causa di forza maggiore delle ASL. Quindi se pure voi volete insistere, siete convinti, il Napoli aveva paura, siete dei pagliacci, avevate paura, anche se il Napoli aveva paura, la mail dell'ASL fa in modo che quella è la forza maggiore e non si doveva partire. Questo è il diritto. Che poi il calcio vuole fare le proprie regole, quello a me non mi compete. Io parlo di diritto e il diritto generale vale più di quello sportivo. Avevate paura,
Avevate paura? Ma smettetela! Che bel suppostore, dovrò battere per i pagliacci, e come godo, Massi, e come godo. Giustizia è fatta, se perderemo a Torino senza imbrogli applaudiremo la Juve. Bravo Enzo, ma senza dubbio, sul campo, per una volta, sul campo, che loro parlano sempre 38 scudetti sul campo, e sul campo ci devi battere. A noi ci ridà il punto di penalizzazione, battici sul campo, e noi diciamo, perché siamo sempre onesti, no? Se la Lazio ha meritato di vincere, anche senza fare niente, noi diciamo complimenti alla Lazio, abbiamo sbagliato noi. Sul campo. Francesco Urgolo, poco da dire, stiamo godendo. Ragazzi, ok godere, ma moderatamente. Attenzione, se dovessimo perdere diventeremo la barzelletta della Serie A. No, Alessandro, assolutamente no. Bisognava toglierci quelle schifezze dette da Mastandrea e Sandulli, che hanno accusato il Napoli di essere sleale. Questa sentenza ci toglie quella slealtà. Il Napoli non può essere considerato sleale. Il Napoli è una delle poche squadre senza debiti. Il Napoli non può essere considerato sleale, bisognava ribaltare quello. Poi perdiamo, sul campo diciamo siamo più scarsi, non c'è nessun problema, ma la paura, no, quello no. Quindi nessuna barzelletta, assolutamente no. Non fatevi ingannare, e parlo ai tifosi del Napoli, non mettetevi paura di quello che poi diranno, perché loro giocano su questa cosa qua, no? Che se noi ci lamentiamo degli arbitri siamo le vittime. Non fatevi ingannare, se siete convinti di una cosa che è giusta, ditela fino in fondo, che si vinca o che si perda. Oggi è sempre. Oggi è sempre. Quindi non vi fate ingannare. E vi incoraggio a riflettere su questa cosa. Dichiarazione ADL. Siamo felici, viviamo in un paese dove chi rispetta le leggi non può essere condannato. Safamarò. Siete voi pagliacci bianconeri, godo. Ero convinto che finiva così, forza Napoli, ciao Salvatore. Avete letto quel tweet che sta girando sui commenti tra Insigne e Nicola Lombardo? Sì, amico mio, l'abbiamo letto, l'abbiamo anche già commentato. C'è poco da dire al riguardo, non credo ci sia, non capisco perché la polemica, non la capisco sinceramente. La sentenza era un'offesa a Napoli, dove tutti ci hanno azzuppato le freselle, esattamente. Angela Torre, sono calmissima, ma in realtà sto godendo una scimmia tibetana. Allora, il Napoli è una delle poche squadre al mondo che in tutta la sua storia non è mai stato condannato. Maronna Valerio, buonasera, fra poco me la vado a fare. Gigi Story, io te l'avevo detto, grande, mi fa piacere che ti ho beccato, amico mio, in live, perché ragazzi, Gigi Story in un'altra live mi anticipò questa cosa, lui era più che positivo perché ci ha lavorato a questa roba e a questo ricorso, e lui ce l'aveva detto e ce l'ha detto anche nello specifico con un commento sul mio video. Ti ringrazio perché mi hai dato anche quel minimo di speranza in più. Io devo dire la verità, ero convinto sul punto di penalizzazione ma non sull'intera sentenza. Sono contento che abbia avuto ragione tu e abbia avuto ragione il buon senso e lo stato di diritto. Chi vedresti bene come terzino? Io sogno un Marcelo fuori squadra a Madrid. Marcelo lo devi pagare 10 milioni all'anno, è impossibile. A me andrebbe bene, come si chiama? Angeligno. Angeligno secondo me costa ancora di più. Ce ne sono i terzini forti, però è difficile trovare quello di cui non ci lamentiamo. Credimi, noi saremo capaci di lamentarci anche di Teo Hernandez. Valerio, come affronteresti il Toro? Tatticamente, dacci un anticipo. Amico mio, dipende un po' dalla formazione che vuole schierare Gattuso, però è plausibile, se vuole fare riposare Zielinski. Il mio dubbio è mettere Elmas al posto di Zielinski a fare quel lavoro che sta facendo Zielinski, no? Di raccordo ibrido. Perché secondo me Fabian non è in grado di fare quel lavoro di trequartista. Devi essere molto più veloce. Fabian secondo me non è in grado. Io credo che Gattuso possa far giocare Fabian Demme dietro con Elmas a fare il lavoro di Zielinski. In quel caso si potrebbe parlare del famoso 4-2-3-1 ibrido. Se non è così, se Zielinski deve riposare e Gattuso non si fida di Elmas,
allora sarà 4-3-3 con Insigne, Petagna, Politano, con Demme, Bakayoko e Fabian, credo, perché secondo me Demme la mezzala la può fare. La mezzala la può fare. Forse si sposta la data della Supercoppa per rigiocare, così ho sentito. Avrebbe anche senso, sai? Perché la Supercoppa la puoi fare quando vuoi, più in là, è una data che ci sta. Ma tu hai detto Demme Ruiz. Sì, così credo, amico. A gennaio giocheremo 3 volte con la Juve, la Supercoppa, la partita rinviata e il ritorno. Non lo so se si giocano tutte e 3 a gennaio, sarà da vedere. Però ora con tutti gli scontri diretti già giocati bisogna vincerle tutte e accorciare la classifica con le milanesi, perché io ci credo quest'anno. Sì, parlo dello scudo. Gigi, non lo so, per lo scudetto secondo me è tosta, ma per la Champions siamo lì. È difficile proprio per tutti gli scontri diretti, sarà più una classifica più corta. Vale, ma sta partita si giocherà prima o dopo la Supercoppa? Amico mio, vorrei darti delle notizie certe, ma purtroppo ognuno sta facendo delle ipotesi al momento, non si sa. È una notizia troppo fresca. Riposare Zielinski prima della pausa natalizia non ha senso, al limite facciamo un esperimento tattico qualora il risultato fosse già acquisito. Sono d'accordo, io non dico farlo riposare per le prossime partite, ma farlo riposare se ha raggiunto il limite, perché ne ha giocate tante consecutive, se ha raggiunto il limite della freschezza. Non farlo riposare preventivamente, ma sapere che non ti può dare il massimo sotto questo punto di vista. E quindi secondo me la fanno giocare per sabbiare il caso Suarez. No, le due cose secondo me, Tony, devono essere indipendenti. Non c'è azzecco sto fatto. Non c'è azzecco. È chiaro che mo si parlerà di questo e si parlerà di meno del caso Suarez, ma non si può insabbiare perché è lì, è a tutti gli effetti sulla bocca di tutti, non si può insabbiare niente. È un sogno, ragazzi, ma il vero obiettivo è confermarsi nelle prime 4, è vero. No, se la giocavamo avevamo più opportunità di oggi. All'epoca sì, Rachele, sì. Assolutamente. Allora dimmi perché Gasperini porta un amico a guardare le partite dentro lo stadio e solo 8.000 euro di multa. Allora la Roma più 1 alla fine di tutto, che vergogna. Flavio, non ho capito di quale caso stai parlando. Gasperini porta un amico a guardare le partite e 8.000 euro di multa. E allora alla Roma più 1 alla fine di tutto. Spiegati meglio e ti rileggo perché non ho capito bene di cosa parli. Che scandalo, dice Rocco Ciriaci. Che scandalo veramente che la Juve non venga implicata per il caso Suarez. È veramente uno scandalo, sono d'accordo con te. Cioè voi avete chiesto a un'università praticamente di truccare un esame per la cittadinanza per avere un giocatore che vi serviva e poi siete stati scoperti. È veramente uno scandalo. Secondo te lo boccia? Botta su Magno Capitone a Natale? Non lo so, Vincenzo. In realtà noi ce la stiamo pigliando con Bobotta, che è quasi diventato un meme. Però a parte quel passaggio sbagliato dove secondo me gli girava la testa perché fa sempre quelle cose che tira intorno al pallone, dà quello che dà, insomma. Lo Botta è un giocatore medio che serviva l'anno scorso per far rifiatare Demme, ma 25 milioni su assai. Il caso Suarez è di competenza ordinaria, lasciamo lavorare perché se succede il Palazzo dovrà studiare le carte perché stavolta gliele mandano d'ufficio. E il Pidio spiega bene la situazione. C'è un Bobotta. Non lo so perché abbiamo preso questo vizio. Comunque, godo, la giustizia è stata fatta, preferisco perdere 3-0 in campo che fuori. Bravo Raffaele, è così. Guani, di meno, le motivazioni della sentenza arrivano dopo il 7 gennaio. Niente di meno. Questa è una cosa strana, dovrebbero darcele subito, perché quando lo vendiamo Fabian? Per me sembra un Miciuma che non si rompe e che gioca a centrocampo. Non lo so, non faccio il paragone con Miciuma. Fabian sta deludendo. Sono d'accordo. Noi la vediamo perché veste azzurro e ci piace giocare.
Questo è il Bobotta. Ho visto come mi piacciono come YouTube, vabbè, il tuo youtuber preferito, avevano una rabbia, scusatemi, per questo esiste la legge. Antonio, ma lasciali fare. Come avevo io la rabbia per la sentenza ingiusta all'epoca, adesso loro hanno la rabbia che hanno perso punti in classifica. Non possono accettarlo, è normale. Si sentivano coperti dalla giustizia sportiva della Lega e adesso si sentono defraudati, è normale, lasciali schiumare. Ricordiamo che l'ASMR di Bobotta è una cosa che abbiamo fatto noi mod con Valerio, perciò moriamo dalle risate, poi un giorno lo scoprirete. Vale da 1 a 10 quanto credi allo scudetto e alla qualificazione in Champions e alla vittoria della Europa League. Mario, allo scudetto credo 1, alla qualificazione in Champions credo 7, 8, anche 8, e alla vittoria dell'Europa League credo 2. Da 1 a 10 questi sono i miei numeri. Senza KK, senza Lozano, senza Mertens, con chi cazzo la giochiamo sta partita? Amico mio, con Manolas, Maximovic dietro, con Politano invece di Lozano e con Insigne che è tornato, e senza Mertens dietro la punta Petagna ci sarà o Zielinski confermato o Elmas, uno di questi qua. È tosta, lo so, è tosta. Siamo molto, però il Torino si può fare. Bobotta è il meme facile, non c'è nulla da fare, forse per questo non è troppo odiato. È vero. E vabbè, per fortuna non è Colpo Gobbo che ci vuole radiare, cioè che ci può radiare, non fa niente. A Colpo Gobbo ricordiamo questo, vedi? Ci sta che le motivazioni vengano date dopo la pausa feriale. Non so i motivi, forse è una roba burocratica per fare le cose fatte bene, non lo so. A 5.000 iscritti il giveaway è anche il segreto di Bobotta. È così. Io prego per un 4-3-3. Luigi, è probabile, specialmente se non c'è Zielinski, l'ibrido è difficile da fare, perché Zielinski e Mertens sono gli unici che stanno bene dietro la prima punta. Secondo me Elmas lo può fare, però con Elmas e Fabian, per esempio, con Demme, si può fare il 4-3-3 tranquillamente. Si parla di giustizia sportiva, a voi si rigioca e alla Roma gli è stato confermato e punto del Gasperini portato. Ok, però stai mischiando tre cose troppo diverse, capito? Io capisco il fatto della Roma che, visto che non avete avuto visto che la Roma, credo che tu sia tifoso della Roma, visto che la Roma non ha avuto nessun vantaggio effettivo, si poteva chiudere un occhio, lo capisco, la vostra rabbia, però sono tre cose completamente diverse. Gasperini porta un amico allo stadio, 8.000, non so perché, che volevi fare, per far perdere la partita all'Atalanta perché porta un amico allo stadio? Non so, sono tre cose troppo diverse. Bambino mangia cocummella e a Juve sta mangiando cocummella. Queste sono le intercettazioni di Suarez. Cocummella, lui intendeva i cocomeri. Un italiano fantastico, alla grande. E pensare che Fabian nel mercato di fine campionato lo voleva a mezza Europa e non l'abbiamo ceduto, ma Nedo, dobbiamo capire questa mezza Europa se lo voleva pagare oppure lo voleva come sondaggio. Secondo me la mezza Europa stanno guardando bene le prestazioni e stanno riflettendo. Io non lo so se veramente lo volevano tutti quanti. Poi si parla di Real Madrid e di Barcellona perché ovviamente è spagnolo, lui è titolare, è il nuovo Virgulto della nazionale spagnola, è ovvio che se ne parli. Giustizia è fatta indeed, Wells. Assolutamente. Non dimentichiamo che questi sono ragazzi sotto pressione da mesi, devono staccare la spina. Mariano, senza dubbio, facciamo finta di non ricordarcene, ma è proprio così. Non si rompe perché non corre Fabian, è vero. Solo stasera Forza Fiorentina, siamo vicini a Gabe. A proposito, sì, Gabe lo ascolteremo dopo. Volevo capire, visto che sta giocando il Crotone, giusto? 2-0 col Parma, il Crotone, ragazzi, il Crotone. Il Napoli che vince 4-0 col Crotone. Non è poca roba. Il Crotone con 2 gol di Messias. 2-0 al Parma. Interessantissimo. La classifica del Crotone si fa interessante. Si fa veramente interessante. Dove sta?
Così si lascerebbe alle spalle Torino e Genova momentaneamente e salirebbe a 9 punti, insidiando lo Spezia a 11, che però gioca bene. Il Crotone ci crede ed è interessante. Grazie Salvo Stabia, grazie mille per i tuoi complimenti. Ne hanno detto un'altra, che il Napoli non ha vinto il ricorso contro la Juve ma contro la Lega. Certo, si stanno attaccando sul tweet di Alvino, commissariato a Napoli, non sanno più che ricevere. Fabio, diranno qualsiasi cosa, va bene, ma è vero che non abbiamo vinto contro la Juve, abbiamo vinto contro la Lega, è vero. Hanno ragione, quindi perché parlano loro? Perché parlano loro? Ah, perché mo quei 3 punti pensavano di averli in tasca. Messi a Crotone, Messias a Crotone, Messias a Crotone. Le prossime 8 sono tutte da vincere. Marco, in teoria sì, perché adesso il calendario, per questo calendario è stato infame, perché tu c'hai sempre queste doppie partite difficili, no? Attaccate c'era Atalanta e Juve, il Milan e la Roma, poi che c'era l'Inter e la Lazio, e poi c'hai questo filotto da fare. Il filotto è difficile, quindi non è il massimo. Speriamo bene, perché comunque con le squadre piccole quest'anno ci stiamo comportando bene. Manca solo l'ufficialità, si dovrebbe giocare il 13 e ovviamente noi saremo senza Osimhen, Tris, Lozano, K2, quindi vogliono recuperarla il più presto possibile. Era anche da immaginarselo. Va bene così. Allora, i Juventini rosicano, lo so. Io da tutti questi Juventini mi sento un fuorilegge e una merda. Non ho capito, ma comunque non fa niente, ragazzi, non fa niente. Non credo in una relazione tra la sentenza e il caso Suarez, ma se si muove la giustizia e Scalalegno li fa male e la storia insegna percorso lungo ma ho fede. Sotto questo punto di vista è una roba che devi aspettare anni, però poi cambia tutto e l'Inter si ritrova con uno scudetto in più. Si gonfia la rete, parla di Zinchenko, terzino sinistro, promettente ai margini del City. Se ne parlava, Zinchenko gioca anche un po' più avanti, diciamo a tutta fascia. Se ne parlava anche prima dell'acquisto del City, quindi per questo ritorna. Se un giocatore lo compra il City, qualche cosa di buono deve averlo. Se non ha funzionato al City, non è detto che non possa funzionare al Napoli. Quindi sono profili questi che mi piacciono. Poi vanno visti, insomma, vanno rivisti. I Juventini morosi, che finalmente è arrivato sto momento. Sì. Il Napoli dovrebbe recuperare Koulibaly, Osimhen e Lozano contro la Juve. Dai, forza Napoli. Alessandro, stiamo cercando di capire, perché se si gioca presto a gennaio non credo li recuperiamo tutti. Non credo che li recuperiamo tutti. Forse Koulibaly ne ha più a lungo. Zinchenko è un fenomeno, gioca titolare al City, quindi non è ai margini, ci dice Fabio. Così segnò Bobotta. Ti immagini se segna Bobotta. Aiuto, complotto contro una Rubentus, ai milanesi, ingiustizia. Questo è quello che si legge nei social in questo momento, praticamente. È così. Vale, poi chi pareggia 1-1 col creatore. Infatti. Vergogna! Violaccio, la vergogna è una sola, anzi sono tante, io per questo non me le ricordo tutte. Diego, Osimhen e forse Lozano, i recuperi. Io rivoglio il punto col Verona, purtroppo non ce lo daranno. Nino, ma fammi capire, anche voi arrivate al terzo grado, perché la seconda è stata rifiutata, arrivate anche voi al terzo grado, non si faceva oggi? Fammi sapere, perché non ho seguito. Il Parma perde con il Crotone 2-0, vogliamo dare valore alla vittoria della Juve? Guarda caso è fuori forma con la Juve. Manuel, guarda, io la penso così, che ogni partita fa storia a sé, perché se tu fai il Crotone vince col Parma, il Parma perde con la Juve, poi ti trovi che Crotone-Juve 1-1. Però poi il Napoli vince col Crotone, vince col Parma, dovrebbe poi battere la Juve. Non funziona così. Non funziona così. Ogni partita fa storia a sé, può succedere di tutto. Mr. Flower, sono appena arrivato dopo aver letto la notizia, solo io ho il timore che comunque ce la faranno pagare con l'arbitraggio. Già ci sta andando male. Amico,
non ce l'hai solo tu sto timore, bisogna essere onesti, ce l'abbiamo un po' tutti. Il problema è che l'arbitraggio lo vedono tutti sullo schermo, poi loro possono negare l'evidenza, ok, ma la sentenza era davvero ingiusta perché lasciava passare un discorso sbagliato di slealtà ed era importante ribaltarla. Poi sul campo batteteci con gli arbitri, non fa niente, batteteci meritatamente, bene, va bene. Batteteci a fortuna, Zaza per esempio, va bene, però il punto di penalizzazione è farci dire che siamo sleali noi, no, lì non lo accettavo. Chiedo per una ICO, ma Suarez aspetto sempre indagine sul video e l'audio dell'arbitro Orsato. No, Orsato scappa in macchina senza chiudere il cofano. Se perdete, preparate corde e sgabello. Amico mio, sei di un cattivo gusto, Violaccio, parlare di cose così brutte, sei di un cattivo gusto che ti commenti da solo, veramente. Non c'è nessuna corda e sgabello. Sul campo devi vincere. Sei di cattivo gusto. Vale, ma come mai Neschio è sorpreso da questa notizia? Ma quanto rosicano? Ma sorpreso sono anch'io, Io pensavo alla risoluzione all'italiana, ci levavano il punto e rimaneva la sentenza. Erano tutti sorpresi. Ma il 13 c'è la Coppa Italia che dice spostano la partita di Coppa per farci giocare con defezione contro la Juve. Marco, non lo so proprio, e vedremo. Secondo me è più facile che spostano la Supercoppa che la Coppa Italia, perché altrimenti se sposti la Coppa Italia una serie di cose a catena, di non giustizia, non va buona. È più facile spostare una partita come la Supercoppa, non lo so. Chi è il ragazzo che indica il 3? Guarda, fu anche attaccato sui social, non mi ricordo, qualcuno te lo dirà. Questo qui fu uno dei pochi che era invitati allo stadium per vedere la partita, che poi non si fa, e esultò così. Fu pure attaccato sui social per esultare per una partita che poi non ha visto, perché è un personaggio famoso, semifamoso, non mi ricordo bene, però fu attaccato. Ti giuro, mi sto guardando tutti i video YouTube juventini e gli state facendo un piacere, ragazzi, perché lo sapete, visualizzazioni, algoritmo. Io ho deciso di andare live perché volevo godere con voi, ma penso che un video di approfondimento lo farò. E come si gode questa sentenza che gridava vendetta? Ci hanno accusato di cose gravissime, God, assolutamente. Infatti, ragazzi, io sto pensando di staccare e di andare a fare il video. Meglio perdere da napoletani che vincere da rubentini. Pochi trofei ma fieri ed onesti. Vedi quanto è bello. Proprio alla grande, Francesco, alla grande. Buona cena, Gio TV va a cenare. Ragazzi, io vi ringrazio, non so, siamo a 2 ore. 2 ore precise, quindi io vi ringrazio per tutto il sostegno. Vi ringrazio per i vostri like. Se non l'avete fatto, fatelo adesso per sfizio mio, perché mi fa piacere. Fatelo adesso, ringrazio tutti, non ringrazio quelli che sono venuti a scrivere cose brutte, ma cose brutte. Gattuso il problema all'occhio è grave, ragazzi, il problema all'occhio è grave, secondo me lui sta soffrendo tantissimo. Tu sei appena arrivato, amico mio, ma devo staccare. Va bene anche così. Il motociclista, ecco qua, il motociclista che ha perso il mondiale all'ultima gara, esatto, Achille, bravissimo. Diceva di attenersi alle sentenze, adesso non dico che crede il contrario, in genere è coerente, sì. Anche Buffon è sotto inchiesta, ragazzi, è un macello, di calcio se ne parla pochissimo, ma noi lo sapete che su questo canale facciamo questo fino alla fine, fino in fondo. Stacco perché vado a fare anche il video di approfondimento di questa cosa qua, sarà una cosa breve ma bisogna farlo perché la live non se la vedono tutti, ma il video sì. E quindi io vi bacio tantissimo. Ci sono cose, se faccio così, vedete che succede? La mia, perché la finestra, vabbè, poi ne parliamo un altro giorno. Siete bellissimi, vi abbraccio e ci vediamo presto. Domani reaction e live, non mancate, iscrivetevi al canale Telegram, vi voglio un sacco di bene, a prestissimo, ciao, ma vi dico ciao.